buongiorno, anche giugno se ne sta andando e se ne sta andando con tanti problemi, problemi delle famiglie, problemi delle persone che veramente non si sentono più rappresentate, problemi dei bambini, dei giovani, di diversamente giovani come li chiamo io, dei diversamente agili, e questo dovrebbe far riflettere la politica, una politica che sta più guardando alle poltrone, al potere, alla visibilità, che non a quei bisogni veramente delle persone, i bisogni quotidiani che si devono affrontare nonostante tu lavori e non riesci veramente a venirne fuori. Con 2 stipendi devi andare a fare la borsa della spesa nelle varie associazioni che ringrazio, perché veramente se non ci fossero dovremmo inventarle, però così non si può andare avanti. Non può essere che la ricchezza sia gestita da 10 persone e tutto gli altri è noia. Allora andiamo a vedere, intanto saluto anche Emanuele Crosato, sindaco di Cessalto, Forza Italia, anche perché vedremo l'inaugurazione di una pista ciclabile fondamentale, però che va a Ferrari sua ciclabile, no, che va qui che ha bicicletta, no, che magari non gana neanche i soldi per l'autobus. Chiariamo subito questo. Grazie sindaco. E perché il sindaco? Perché voi sapete, come tutte le mattine ormai da anni cerco di avere la persona più vicina al territorio, dove veramente le persone possono trovare un punto d'ascolto, anche se alle volte con molta fatica, perché questi sindaci hanno lasciato a loro la patata bollente, però a livello economico sono quelli che hanno meno risorse, si inventano il mondo veramente, e se la gente stacca anche la spina, sono riusciti anche quest'anno a organizzare le sagre, cosa non da poco, ma perché? Perché hanno il mondo del volontariato che li aiuta, o sbaglio sindaco? Sì, assolutamente, è sempre un serbatoio d'aiuto, un serbatoio anche per, poi per mancanze nostre, mancanze delle amministrazioni o gli anziani ad esempio che vanno a pulire tratti di strade, che vanno a raccogliere i rifiuti, che portano agli anziani stessi i pasti, cosa per me fondamentale, perché ci sono persone che non hanno neanche più la voglia, anziani che non hanno neanche più la voglia di farsi da mangiare, e quindi tutti i giorni parte dal comune 2 furgoncini del comune con dentro dei volontari che portano il cibo, oppure anche i volontari, i nonni vigili, fondamentali per noi, per la nostra attività, perché così liberiamo il vigile a fare la propria funzione, mentre lì comunque c'è un presidio per i bambini, quindi i volontari sono un po' dappertutto, senza parlare dello sport, dove apriamo praticamente un mondo incredibile, o tutte le attività, come dicevi benissimo tu, tutte quelle attività sociali legate da una parte alla parrocchia, dalla parte alle proloco, fondamentali, che anche qua forse abbiamo caricato, senza il forse, hanno caricato di troppe responsabilità, e quindi tante volte magari come il sindaco quando firma ogni tanto ha sempre un po' di paura e timore, dall'altra parte il presidente di un'associazione, il presidente di una proloco comunque ha gli stessi timori, proprio perché poi paga a livello personale. Sindaco, un'altra cosa importante è capire come cercare anche di aiutare queste famiglie, aiutare il mondo del volontariato, che come dico tutte le mattine, chissà che ormai la politica riesca anche a capire, perché guardate che ci guardano, anche se non chiamano ma ci guardano. Non ce la fanno più, no? Cioè non è possibile che il mondo del volontariato paghi per fare il volontariato, corsi per la sicurezza. Io capisco, se ne parlava prima col sindaco, che ci sono realtà e associazioni che devono per forza fare i corsi perché la sicurezza è fondamentale, ma io non posso mandare il mio volontario che dà la borsa a 80 anni a fare il corso di cosa? Ma di cosa stiamo parlando? Il problema è che hanno fatto un grande minestrone, hanno messo dentro tutto, continuiamo a cambiare nome, non riusciamo a capire perché, poi tanto siamo sempre fermi, e alla fine che pagano le conseguenze sono le famiglie, che veramente non riusciamo ad aiutare perché non abbiamo i nomi, perché i servizi sociali non ce li danno, perché c'è la privacy. Tanti dicono che non è vero, perché bisognerebbe sedersi attorno a un tavolo e capire come fare, ma se io non sono invitato al tavolo come associazione non riesco neanche a esprimere il mio parere, ma sono regolarmente iscritti in regione, dovrei essere chiamata, ma però si fa qualcos'altro. Capisce che forse anche voi dovete, a livello sia provinciale
locale che regionale, capire chi fa cosa, chi abbiamo nel mondo del volontariato per aiutarvi. Perché se io ho i pulmini, chiamo quello del pulmino e dico guarda che c'è quella persona che deve essere aiutata perché deve andare di qua e di là. Quella persona ha bisogno di cure, guarda che dobbiamo rivolgersi a quell'associazione perché non riesce, ecco, a capire come fare per la visita. Noi dobbiamo dare dei punti di riferimento. Allora guardate cosa è nato il villaggio delle associazioni, poi sentiamo cosa ne pensa il sindaco. 10, 11, 12, 13 luglio sono le date da segnare in rosso sul calendario quando il mondo dell'associazionismo e del volontariato si ritroverà nel villaggio delle associazioni per dimostrare ancora una volta la propria importanza e la vicinanza ai cittadini. In una società sempre più chiusa, dove la solitudine, specie tra gli anziani, aumenta, è importante sapere che c'è chi è pronto a tendere una mano. Regna la paura e questa paura sta devastando le persone. Noi non dobbiamo più aver paura, dobbiamo avere le antenne alte ma anche fidarci del prossimo. Non è che dobbiamo aver sempre paura. Purtroppo è passato questo messaggio e questo è devastante. Noi oggi dimostreremo e anche con questo villaggio che non bisogna aver paura. Oltre 100 realtà del territorio si sono incontrate al Parco dei Moreri per conoscersi e preparare un appuntamento fortemente voluto da Comune di Silea e Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada, con il fondamentale supporto dell'Associazione Veneti Schiacciati dalla Crisi. Andremo dal culturale al sociale, associazioni sportive, associazioni d'arma, abbiamo veramente di tutto perché l'associazione ha un comune denominatore che è il volontariato. In villaggio troverete proprio le informazioni che una persona avrà bisogno. Non so a chi rivolgermi perché sto male, ho bisogno di un aiuto, verrà qua e noi daremo il numero di telefono per essere aiutate riguardo lo sport, la sanità, la scuola, qualsiasi cosa. Il villaggio delle associazioni sarà ospitato all'interno del parco della storica Festa della Sardea. Troverete musica, troverete buon cibo, ma soprattutto troverete il villaggio delle associazioni. Cosa ne pensa Sindaco Crosato di questa iniziativa voluta dalle associazioni? Attenzione, più di 120 associazioni, anzi arriveremo anche oltre perché si stanno ancora iscrivendo. Cioè, questo dovrebbe far riflettere che c'è qualcosa che non torna, perché abbiamo tante cose e alla fine dobbiamo crearci noi il villaggio delle associazioni. Sì, assolutamente, una bellissima iniziativa anche perché mette in rete le associazioni, che è un po' quello che manca, perché ogni volta che devi fare qualcosa o comunque hai un bisogno non sai a chi rivolgerti, non sai chi è il tuo referente che può aiutarti da una parte come cittadino ma anche dall'altra parte come amministratore ti trovi una miriade di associazioni che molto spesso fanno cose anche sovrapposte, invece così fai sintesi, hai un referente solo ed è fondamentale. Un po' di critica politica molto probabilmente a qualcuno fischieranno le orecchie perché dovrebbe essere un messaggio anche alla politica. Grazie veramente Sindaco Crosato. Saluto anche Valentina Moro, istruttrice di equitazione, inclusività e disabilità. Ciao Valentina, grazie di essere qui, ti ringrazio veramente. Valentina è stata con me anche a Villa Margherita, ecco, capite l'importanza di avere questi spazi per fare inclusione, perché la bellezza fa parte anche dell'inclusività, forse qualcuno non l'ha ancora capito, queste ville venete abbandonate forse dovrebbero far riflettere. E saluto anche il dottor Massimo Vitturi, responsabile nazionale animali selvatici. Lav, grazie Vitturi di essere qui. Ecco, io spero di avere anche lei in questo villaggio meraviglioso perché daremo veramente delle informazioni, ma soprattutto, ecco, vedete anche all'opera questi volontari per capire come fare in caso di necessità. E veramente sono informazioni che fanno del bene, aiutano a crescere anche la comunità. E tu impari sempre qualcosa di importante che è la sicurezza, come accudire un animale, cosa fare, la scuola, l'arte, la cultura, lo sport. Allora Vitturi, cosa ne pensa? Beh, certamente è una bella occasione, è un bel palcoscenico per tutte le persone che mettono a disposizione il loro tempo libero, quello che gli resta dopo gli impegni familiari, gli impegni di lavoro, per tutti gli altri, perché dobbiamo capire che il volontariato è prezioso da una parte perché entra, come dire, va a coprire quegli spazi lasciati liberi dal servizio pubblico
e che lasciano molto spesso le persone in gravi situazioni di deficit. Le persone, l'ambiente ovviamente, parlo per la LAV e quindi anche per gli animali. Però dall'altro canto sono anche una spia di quello che manca a livello sociale per raggiungere quello che sono gli obiettivi di convivenza serena, pacifica, quello che accennava lei Mirella, la bellezza, l'inclusione. Se tanti volontari sono a disposizione è da una parte un bellissimo segnale, perché vuol dire che ancora c'è qualcuno che accudisce, che si mette a disposizione il proprio tempo libero per gli altri senza chiedere nulla in cambio. Dall'altro però segnala che ci sono veramente tanti spazi vuoti lasciati dalla politica, dall'intervento sociale, che dovrebbero essere invece colmati, perché quelle persone che hanno dei deficit, dei problemi, la tutela dell'ambiente dovrebbe essere prioritario per una società evoluta come la nostra. Anche perché dobbiamo imparare a creare anche questa comunità nel rispetto non solo delle persone ma anche degli animali, Vitturi. Ecco, molti ragazzini vivono delle situazioni imbarazzanti ma perché non sono a conoscenza, non riescono a essere intrigati abbastanza per capire il rispetto dell'animale. Cos'è che la spaventa di più, Vitturi? Ma in generale è vero che spesso accade che i bambini come dire, vengano un po' lasciati a se stessi nel rapporto con gli animali, tant'è che spesso anche gli animali vengono un po' utilizzati come degli oggetti anche qui per andare a colmare delle lacune magari in ambito familiare. È proprio recente il fatto di una persona anziana, mi è capitato, che conosco, alla quale è rimasta senza il compagno dopo tanti e tanti anni di convivenza e la figlia ha pensato bene di regalare un cane. Questo è un'assurdità totale, perché quella persona in questo momento probabilmente ha bisogno ben di altro che di un altro essere vivente di cui farsi carico e che magari neppure era interessata. Quindi quello che voglio dire è che dovremmo evolvere anche nel nostro rapporto rispetto agli altri animali, considerandoli non più oggetti disponibili per i nostri interessi, ma degli esseri viventi che vanno rispettati come chiunque altro che appartiene alla specie umana, perché hanno i loro sentimenti, le loro emozioni, le loro esigenze, le loro necessità, i loro dolori, le loro ansie, le loro paure, come noi. E quindi dovremmo interrompere questo rapporto che oramai ci portiamo dietro dall'eternità, che ce li fa vedere come oggetti a nostra disposizione. In realtà sono esseri viventi e come tali noi li dobbiamo rispettare. Vitturi, io l'ho chiamata perché mi è rimasto molto impresso e sto ancora domandandomi se c'è la burocrazia o c'è il buon senso che si può anche un po' abbinare alla burocrazia di quel ragazzino che aveva queste caprette, non so se il sindaco ha visto mai questo servizio, ecco dice di sì, che chiedeva in ginocchio la possibilità di continuare ad allevare queste caprette perché non era a norma dove il posto dove lui faceva questo, dove lui allevava queste caprette. Ma noi vediamo un ragazzino, un ragazzo giovane con il fratello che si sono avvicinati a questo mondo e lo amano, lo proteggono. Certo che capisco, e qua voglio sentire, poi sentiremo anche Valentina e Vitturi, anche il sindaco, che sono sicura che non era a norma perché è uscita a luce e capisco. Ma è mai possibile non trovare la soluzione per far star bene sia il ragazzo che le caprette? Ecco qua il villaggio delle associazioni, aiutandolo proprio con la LAV, con quelle associazioni che si occupano di animali, di trovare una soluzione perché non vengono portate via le caprette. Mi sembra che nessuno si è mosso, nessuno ha mosso un dito. No, Sindaco. c'è la possibilità, io avendo un comune di campagna, ci sono delle eccezioni che possono esserci, si può chiedere tranquillamente un codice stalla anche per il singolo animale, poi ci sono le eccezioni che può fare il comune
dal punto di vista urbanistico. Io vado a memoria, però ho 2 famiglie che hanno delle caprette tranquillamente, una addirittura ha un pony e fa delle attività di pet therapy con i bambini. È in centro, però è tenuto magnificamente, nessuno dà fastidio, quindi bisogna sempre avere un po' di equilibrio. Poi a quel bambino lì, se lei ha visto il servizio, ho visto allora? il servizio, mi sarebbe piaciuto conoscerlo, perché tipo a Roncade c'è stato un esempio simile. Un ragazzino ha cominciato con poche pecore che gli avevano regalato così perché aveva passione, adesso ha un allevamento e è diventata la sua professione. Quindi dai, c'è speranza. Io da figlio di agricoltori e laureato in scienze agrarie, per me è bello che... Cosa ha provato nel sentire questo ragazzo che veramente chiedeva in ginocchio: lasciatemi le caprette, lasciatemi lavorare, vi metterò in regola, credetemi? Cioè veramente faceva venire i brividi, o sbaglio? Sì, è che purtroppo molte volte vedo anche negli imprenditori agricoli le stesse difficoltà, perché noi, anzi purtroppo da Roma, quando fanno le norme non pensano alle specificità che ci possono essere. Parlo magari all'Alpago, quelle zone in cui ci sono veramente degli eroi che fanno gli imprenditori agricoli, che contengono il territorio, hanno pochi animali e cercano di vendere i loro prodotti, hanno 7000 regole a cui andare incontro, che molto probabilmente una volta facevano comunque tutto e non avevano grandi difficoltà. Bisogna sempre fare delle eccezioni, perché non è possibile che questi abbiano gli stessi regolamenti di un caseificio industriale, poveri. Cioè, no, perché alla fine era questo il problema, vero Sindaco? Abbandoniamo il territorio. Cioè, anche se noi andiamo a farci un giro nel Bellunese e vediamo tutti sti alberi in punti dove una volta non c'erano perché c'era una coltivazione, poi arriva un evento catastrofico e porta giù tutto. Ma perché? Perché abbiamo abbandonato il territorio. Allora sentiamo cosa dice il Presidente Vitturi, ecco, di questo esempio. Chissà quanti ce ne saranno. Bisogna andare giù proprio con la mannaia, ecco, togliere la possibilità. Guardi, io se trovo il servizio, anzi cercherò di far venire anche il ragazzo a vedere com'è la situazione, per cercare di aiutare. Questo era solo contro il mondo, però io non ho visto alzata di scudi che qualcuno abbia detto no, fermi tutti che adesso vediamo di risolvere la questione. Prego Vitturi. Sì, grazie Mirella. Beh, io devo ammettere la mia ignoranza sul caso, perché non ho seguito la questione, quindi non so se questo ragazzo fosse preoccupato, sia un allevatore o se sia semplicemente un ragazzo che accudisce queste capre come avesse invece del cane di casa o del gatto di casa si tiene delle capre, perché succede sempre più spesso che molte persone adottano e si tengono in casa animali che noi continuiamo a considerare culturalmente zootecnici, cioè animali che vengono fatti nascere, crescere per essere poi uccisi. E quindi se questo caso, cioè fosse come tanti altri in cui la persona accudisce un animale che altrimenti sarebbe finito al macello, dimostra una volta di più, e nel caso specifico, visto che è un giovane, quanto comunque sia forte il sentimento di empatia nei confronti degli altri esseri viventi, quello che accennavo poco fa, ovvero si crea questo legame molto forte, simpatetico, che tiene unite persone e animali come fossero un tutt'uno, cioè quell'animale diventa uno di famiglia. Noi siamo abituati a considerare il cane e il gatto uno di famiglia, ma lo può diventare anche una capra, una pecora, una mucca, perché intanto sono mammiferi, sono molto vicini a noi e riusciamo a empatizzare, perché spesso riusciamo anche in qualche maniera a farci capire e a capire i loro sentimenti. Quindi si crea un legame fortissimo che molto spesso viene negato dalla cultura dominante, che vede in quegli animali lì solamente degli attrezzi, degli oggetti da utilizzare per fini economici, per soddisfare i nostri interessi economici. Allora sentiamo anche Valentina, lei che ha questa empatia con i cavalli ma con gli animali, una sensibilità che va oltre. Cosa ne pensa di questo caso, invece di unire di forze, di andare a vedere come fare per aiutare questo ragazzo col suo fratello? Queste caprette si chiude, si toglie e via e arrangiati. Prego Valentina.
Allora, anch'io devo ammettere che sono venuta a conoscenza adesso di questa cosa, infatti stavo ascoltando perché stavo cercando di capire un attimo cos'è successo. Io sono un po' di parte, nel senso che anche noi abbiamo la scuola di equitazione, quindi abbiamo i cavalli ovviamente sono regolamentati, quindi diciamo sono a norma, però abbiamo anche un mini zoo assieme, nel senso che ci sono anche altri animali. Io purtroppo appunto essendo appassionata, essendo di parte appunto, scusate se mi ripeto, penso che un po' di tolleranza, un po' di aiuto si potrebbe anche dare. Nel senso che sì, capisco ovviamente tutte le regolamentazioni perché sono parte del mio lavoro, capisco tutte le norme, però sono anche del parere che dare una mano, soprattutto visto che parliamo di animali e soprattutto visto che ho capito che si trattava di delle caprette, sono anche animali poco conosciuti, io qualcosa avrei fatto. Adesso non so oltretutto com'è finita questa cosa, gli hanno tolto le caprette? Sì, gli hanno tolto le caprette perché non era a norma lo stabile, giusto? Sì, mi sembra che abbiano spostato, esatto. Spostare, sì. Ecco, però andremo anche a fondo perché alla Mirella piacciono queste cose, però prima voglio vedere chi si muove. Poi alla fine arrivo, ma però prima voglio avere tutte le carte in tavola. No, in maniera... anche perché sono stata proprio anche alla riunione del villaggio delle associazioni e tu hai cominciato proprio il tuo discorso dicendo che tutti assieme si può fare qualcosa, quindi secondo me una mano a questo povero ragazzo tra tutti gliela si può dare. Adesso sì, ripeto, capisco le normative che ci sono, vanno rispettate, per carità, non bisogna fare cose che non si possono fare, però secondo me tra tutti per delle caprette una mano si riesce a dargliela, credo. Adesso vedremo come va a finire, però sai, a me piace giocare a carte scoperte. Prima guardo le carte e poi vedo se rilancio o se devo stare zitta, perché bisogna avere anche le idee molto chiare, perché con le norme non si scherza, perché bisogna dire anche la verità, non puoi sbagliare, non puoi inventarti, però come dice Valentina, facendo rete, facendo squadra, forse qualcosa si può fare. Abbiamo Rinaldo da Venezia, vai Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Innanzitutto ti chiedo la definizione giusta del governo di adesso. Il governo di adesso, se quello che ti dici ti, parola per parola, ti dai indovina giusto. E dopo, cosa vuoi fare? Se tutte robe utili, se perdiamo su un bicchiere di acqua, i seri problemi, volendoli risolvere, ti fa stare bene tutti e il mondo va meglio, e perché mi vuoi farlo? Spendi miliardi per armi, 20.000 putei, ma su che mondo sei che viviamo? E dopo che voglio dire di cani delle bestie, mi sono avanti 20 anni portarli al lido a gratis, li portavo 10-15 quintali di aete del pollo al mese, 4 volte a settimana, a gratis. Però adesso, è vero, è bestie, bisogna volerle bene, ma mi tocca vedere che in Romagna, in un albergo per i cani, che ha piscina, ha da giocare e gli paga sempre 50 euro al mese al giorno. È una vergogna. E bestie volevamo che bene, ma trattiamo da bestie perché non è calcio vero come degli altri. È logico che si affeziona con i gatti, con un gatto in cammino quando che ero figlio. Ma è massa roba, ne fa ripresso. Delle putei che va a mangiare su e scoarsi, sulle discariche, e dopo ti toglie la pelliccia, il can, i stivali e la sciarpa. Ah, non sei vergognoso?
Ma di cosa stiamo a parlare? È il buonismo di cosa? Un vecchio pensionato non va in 6 per le medicine e il canga e sciarpa e il cappello perché non c'è freddo. Ma è una bestia, una volta è bestia, le vogliamo bene lo stesso. A Venezia, su ogni campo, c'è una cecua dove ci sono i pozzi, no? Dell'acqua, c'è cecua che i veneziani che metteva l'acqua per i gatti. L'acqua per i gatti. Pensate, parliamo del 1500. E ora, bisogna che siamo coerenti con quello che facciamo. È vergognoso. Grazie Rinaldo, fammi andare avanti perché ho tanti ospiti, tanti servizi. Volevo sentire anche il presidente Vitturi della LAV come commenta questa telefonata, che non è l'unica che ricevo. Stiamo esagerando, dobbiamo essere un po' più pragmatici, realisti. Prego presidente Vitturi. Ma io credo che se andiamo nell'opinione del singolo, tutti noi troveremo cose ben più importanti da fare piuttosto di altre. Tutti noi abbiamo una scala di valori, lo dicevo prima, ci sono persone che considerano gli animali degli oggetti a propria disposizione da utilizzare come meglio si ritiene. Noi riteniamo che siano delle entità sociali che devono essere come tali rispettate. E in mezzo c'è di tutto, quindi il signore da Venezia che diceva che c'è chi gli mette il vestitino al cane, potrei dire che noi riempiamo i nostri bambini di schifezze, di catene multinazionali basate sul sfruttamento degli animali e che gli facciamo mangiare degli hamburger che hanno tutto fuori che a che fare con la sanità, mentre nel terzo mondo sappiamo che ci sono bambini che muoiono di fame. Ma non è così che si può, come dire, andare avanti, progredire nel confronto sociale. Prendiamo atto che c'è chi si mangia degli hamburger mentre i bambini muoiono di fame e che ci sono delle persone che mettono il cappottino ai cani. Detto ciò, dobbiamo noi crescere per trovare un mondo più giusto, per crearlo, per costruire un mondo più giusto, perché parlare, come dire, adesso non voglio banalizzare, è molto semplice, però fare le cose come le fanno per esempio i volontari, rimboccarsi le maniche, come faceva il signore di Venezia che ci ha chiamato, che portava del cibo, quello fa la differenza. Quindi piuttosto che fermarci sul confronto, sullo scontro, anche a portare su questi estremi, io dico vediamo dove ci sono dei possibili punti di miglioramento sociale che includono gli animali, include la società umana ovviamente, e lavoriamo tutti assieme per migliorare quegli elementi lì. Molto chiaro, grazie Presidente Vitturi veramente per quello che ha detto. Bisogna anche dividere, capire cosa si vuole fare, dove si vuole arrivare. Allora andiamo a vedere invece questa aggressione in via Salsa, perché le aggressioni, gli atti di vandalismo sono quelli che preoccupano di più i sindaci in questo momento. Questi ragazzini che una ne pensano e 1000 ne fanno, ma poi paga la società, paga la comunità e questo non va assolutamente bene. Andiamo a sentire di questa aggressione in via Tommaso Salsa, a Treviso. È tornato a casa dopo 3 giorni di degenza in ospedale Antonio, il 70enne aggredito mentre rientrava nella sua abitazione di Treviso in via Tommaso Salsa verso la mezzanotte di domenica scorsa. Ancora dolorante, fa fatica a parlare dopo aver subito 2 pugni in pieno volto che gli hanno fratturato le mandibole e fatto saltare 2 denti. L'aggressore, un 30enne, probabilmente di origini straniere, l'ha colpito dopo essere stato scoperto mentre armeggiava intorno all'auto della moglie del residente, con il chiaro tentativo di scassinarla. Non una reazione istintiva ma ragionata, visto che il giovane prima si sarebbe allontanato per poi tornare scagliandosi violentemente contro il 70enne dopo aver calzato un guanto in maglia di ferro. Immediata la solidarietà del sindaco Mario Conte. Sarà mia cura andare ad incontrare questo cittadino che è stato brutalmente aggredito, innanzitutto per portare la solidarietà e dopodiché rivolgo come sempre l'appello alle forze dell'ordine. Spero che venga individuato quanto prima il responsabile, denunciato e soprattutto che sconti la pena adeguata. Il giovane non sarebbe del tutto sconosciuto ai residenti, potrebbe essere tra i frequentatori di un locale della zona. Ora si attende la formalizzazione della denuncia per procedere con le indagini e la visione delle telecamere presenti nell'area. Allora, prima di sentire il sindaco sentiamo Paola da Padova, così liberiamo il centralino. Vai Paola.
Sì, Mirella, ciao e buongiorno ai tuoi ospiti. Allora, volevo ricollegarmi al fatto delle regole, che ne sarebbe delle regole, è giusto rispettare le regole, ma che ne sarebbe qua delle regole che non vengono rispettate ben più. Sempre sui deboli vengono fatte valere le regole, e ti ringrazio se vai avanti su questa storia perché è vergognosa a quanto pare. Per quanto riguarda anche il signore di Venezia sugli animali, allora lo conforto subito. Vengono uccisi 90 miliardi di animali all'anno. In questo momento fino al 29 di giugno a Shaolin in Cina vengono uccisi migliaia di cani, difatti si cammina nei fiumi di sangue per essere mangiati. Gli allevamenti intensivi sono degli orrori, milioni di cani sotto vivisezione, di animali. Quindi con questo cosa voglio dire? Che io sono d'accordo col capputtino ai cani, ci mancherebbe altro, però non demonizzerei il capputtino ai cani, anche se sono assolutamente non d'accordo, demonizzerei tutto il male che viene fatto agli animali, cominciare anche dalla caccia, che uno per divertirsi ha bisogno di uccidere. Grazie infinite di tutto e per lo spazio e buona giornata. Grazie a te cara Paola. Allora Sindaco, come commentiamo, ecco, partiamo appunto da questa aggressione, la rabbia, l'aggressività, questi ragazzini e non solo ragazzini che girano coi coltelli, devi stare molto attento, anche le forze dell'ordine, ancora ricordiamo quel carabiniere che faceva il suo dovere e com'è finita la storia. Ecco, cosa vede? Ecco, cosa si potrebbe fare, Sindaco? Ma la protezione civile non potrebbe essere messa in campo anche proprio protezione, cioè si chiama così, non so. Protezione civile, prima forse anche l'esercito, credo che una delle migliori misure che sono state fatte da questo governo è quello di mettere in moto tutto l'esercito. Io per lavoro frequento Venezia e Mestre, ho l'ufficio tra Mestre e Venezia, io tutti i giorni vedo l'esercito in stazione, a me non fa paura vedere un giovane con il fucile, anzi sono felice, mi dà sicurezza. Da quando ci sono loro, magari anche con i cani antidroga, vedo che è molto più sicura tutta quell'area. Poi è vero che è stata riqualificata a mio modo, la zona di Mestre è stata riqualificata tutta la zona di Via Torino, quella zona diciamo vicina alla stazione, quindi mi dà sicurezza l'utilizzo delle risorse diciamo anche militari, non ho nessun problema. Io ho la fortuna, perché essendo un comune piccolo ho la stazione dei carabinieri che funziona benissimo, ho un comandante molto efficiente, fa arresti in continuazione, quindi questo sentore di sicurezza io lo vedo nelle persone. Perché ci sono i carabinieri che operano e sono presenti. Capisco che nei comuni più grandi è tutto più difficile. Ho apprezzato moltissimo però le dichiarazioni del sindaco Conte, che ha detto vado a trovare quella persona che ha avuto quell'aggressione, perché comunque portare la vicinanza, magari ti sentirai anche qualche parola quando vai a trovare queste persone che hanno avuto questo tipo di violenza e magari sono giustamente arrabbiate, però sicuramente gli fa bene che vada all'istituzione ad essere presente. Dopodiché bisogna distinguere tra quelli che sono i giovani che hanno delle difficoltà e giustamente dobbiamo trovare i modi per intercettarli, e quelli che sono invece criminali. Uno di 30 anni che va armato e fa quegli atti per me è un criminale, non ha delle difficoltà, è un criminale, bisogna trattarlo come criminale. Non pensa, Sindaco, che la politica, la prima cosa che dovrebbe fare dopo aver passato tutte le elezioni, tutto quello che abbiamo passato, compreso il referendum, dovrebbe mettere in campo la certezza della pena? Perché lei ha detto mettiamo in campo l'esercito, certo, anche le forze dell'ordine, ma poi questi qua fanno una fatica immane per arrestare uno, dopo 6 ore lo vedi già fuori tranquillo e beato. Abbiamo visto il caso di Via Roma di quel commerciante, cosa ha detto? Continuavano a passare davanti alle sue vetrine e anche minacciarlo. Non è forse tempo che chi sbaglia e delinque deve essere preso e fargli fare la certezza della pena dovuta, mettendo in sicurezza i cittadini? Perché se no non ne veniamo fuori, la politica passa il cerino e non è cosa da adesso, avrebbero dovuto fare prevenzione molto tempo fa, perché i segnali c'erano tutti, compresi dei ragazzini, ma volete capire che veramente non se ne viene fuori se non veramente li prendiamo queste persone e li mettiamo in sicurezza, Sindaco? Sì, ma quella della certezza della pena
più che far norme nuove o esasperare già quelle che ci sono, bisogna attuare quelle che effettivamente ci sono, e quindi questo è possibile, credo sia anche l'unica via possibile, perché non ne vedo altro. È inutile mettere 7.000 telecamere ovunque quando hai beccato la persona non gli fanno niente, o tranquillamente dopo 2 ore a casa. Quindi sì, concordo pienamente. E soprattutto anche gli atti di vandalismo di questi ragazzi, cioè i ragazzi che fanno questo, per carità ci sono dei ragazzi che hanno dei genitori molto economicamente, che stanno molto bene, ma anche a quelli che non stanno bene io gli farei pagare la certezza della pena, si mettono a lavorare assieme al figlio per quello che hanno fatto. Com'è la situazione, se posso, Sindaco? Nel mio piccolo noi abbiamo un accordo con il tribunale in cui i ragazzi anche che fanno reati in altri comuni possono venire nel nostro a redimere la pena, e attualmente abbiamo dei ragazzi, tra cui uno che faceva dei murales in giro, che per carità non sarà una roba gravissima, però appunto ho capito perché il giudice me l'ha mandato, appunto perché rientra tra quell'età che non può o comunque non è in grado di andare a lavorare in questo momento e non va a scuola, e quindi venire in comune tutti i giorni, riuscire a organizzarsi la vita venendo in comune, avendo dei orari, avendo delle regole. Cosa fa in comune questo ragazzo? Pulisce, sistema il verde e quant'altro, però quando ho visto la punizione, perché gli hanno dato tanti mesi, ho detto cavolo, cioè un murales, cioè, insomma non mi pare una cosa così, e invece poi rileggendolo ha detto quel giudice è un buon padre di famiglia, perché ha capito che questo ragazzo aveva bisogno non di una pena ma di un aiuto, e quindi lì ho rivalutato quel giudice e quella sua sentenza, sì. Pubblicità. Ogni anno la stessa storia, anche quest'anno. Caricati in spalla il cibo e portalo agli animali, chiudi gli allevamenti di visone. Convinci i politici a cambiare menù, smaschera la realtà degli allevamenti intensivi e poi salva gli animali dalla guerra e poi dagli incendi e poi dalle alluvioni. Fai adottare il cane, fai adottare il gatto. Chiedi a tutta l'Europa di finirla con i test sugli animali e con la produzione di pellicce. Smaschera il traffico di tigri e leoni in Italia e poi vieta il commercio di animali esotici. E poi salva l'agnello, opera i macachi, difendi i mufloni e poi libera Calogero. Ogni anno la stessa storia. Sì, ma che storia! Grazie. Grazie. Grazie e buone feste. Grazie. Grazie, buone feste. Buone feste. Allora, Presidente Vitturi, intanto grazie per questo video, perché dicono i giovani non ci sono nel mondo del volontariato. No, i giovani ci sono, ma scelgono. E dove vanno a parare? Nell'ambiente, soprattutto con gli animali, perché si fidano, perché hanno fiducia e conoscono. Ora troviamo i giovani. Nell'altro mondo, speriamo adesso con questo villaggio di riuscire a intercettarli e intrigarli, però fa molto discutere. Com'è la situazione, ecco, il mondo della LAV e i giovani? Prego, Vitturi, e complimenti. Oh, grazie Mirella, io i complimenti li riporto a tutti i volontari della LAV ovviamente, i giovani, allora noi nella nostra associazione è vero ci sono molti giovani, però bisogna anche prendere atto che il problema del ricambio generazionale è un problema di tutte le associazioni di volontariato, di qualsiasi obiettivo esse abbiano, di qualsiasi elemento sociale si interessino, quindi dagli animali, gli anziani, qualsiasi cosa. Quello che abbiamo notato, perché c'è un coordinamento fra tutte le associazioni di volontariato, quello che si è notato è che effettivamente c'è una difficoltà di far entrare nel mondo del volontariato dei giovani anche per sostituire persone
come sottoscritto, che magari fanno volontariato, fanno attività da tanti decenni, ma a un certo punto anche la smetteranno e quindi c'è bisogno di un ricambio. Questo io non ho una risposta sul perché ci siano comunque queste deficienze di un ricambio generazionale all'interno del mondo del volontariato. Certo è che lavorare, o meglio mettere il proprio tempo libero a disposizione per esempio degli animali viene fatto da chi sente, come dire, un ritorno positivo per la sua persona. Cioè, se io lavoro tutto il giorno, ho i miei impegni personali, mi avanzano 2 ore, le metto a disposizione degli animali, è perché sento che è giusto farlo. Con questo non voglio dire che il resto delle cose non siano giuste, ma quelle 2 ore le impegno su questo, perché poi anche mi fa piacere sapere che si possono raggiungere degli obiettivi in quel campo là. Forse io credo che ai giovani il mondo del volontariato forse è meno attrattivo perché è un mondo fatto di sacrifici a lungo termine, fatto di impegno a lungo termine. Non è che con il volontariato cambi le cose dall'oggi al domani, come è magari è sempre stato così. Tutti noi siamo stati giovani e quindi si voleva cambiare il mondo dall'oggi al domani. Forse oggi questo concetto è ancora più estremizzato dalla cultura, io la definisco cultura social, cioè la cultura del video da 3 secondi, perché al 5° secondo già sei annoiato e passi a quello successivo. Come dire, è una sensazione empirica questa, cioè i miei rapporti che ho con i volontari più giovani, che poi magari arrivano e poi anche se ne vanno. La sensazione è questa, che non riescano a garantire un impegno a lungo termine. Qual è la soluzione? Non lo so. Però quello che stiamo facendo è che noi, per esempio come LAV, come associazione, stiamo cercando di renderci più attrattivi nei confronti dei giovani, proponendo dei progetti come quelli che sono passati nel video che ho fatto vedere poc'anzi e che riguardano il salvataggio diretto degli animali, perché è una cosa che dà molta soddisfazione. Cioè, torno sul discorso che facevo, poter dare il proprio impegno per salvare la capretta che stava morendo, il capriolo che è finito nel fiume, quindi aiutare i carabinieri piuttosto che i vigili del fuoco a ritirarlo fuori e rimetterlo in libertà, sono cose che danno molta soddisfazione immediata. Spero, Presidente, di averla proprio al villaggio delle associazioni con la LAV, perché è fondamentale. Siamo in un parco dove veramente ci sono questi animali selvatici, perciò chi meglio di voi partecipare e far capire anche l'importanza, quando si trova un animale selvatico, di sapere come, ecco, soprattutto di non toccarlo, di non portarlo via, perché c'è tanta disinformazione, ma perché la gente non conosce, non sa. Prego, Sindaco. Se posso approfitto anche della presenza di Viturri. Bisognerebbe anche fare campagna informativa anche nella convivenza con gli animali selvatici. Esatto. Faccio un esempio molto pratico. Sta settimana è venuta una signora che capisco, è venuta a lamentarsi perché c'erano dei biacchi, cioè un biacco è un serpente che normalmente è d'acqua, che era presente in un parco. Ed è abbastanza normale, dobbiamo condividere. In più fa un'azione di deratizzazione naturale e quindi anche un'azione benefica nei nostri confronti. Purtroppo 20 anni fa non sarebbe venuta la signora, perché per noi era normale vedere delle bisce d'acqua che correvano. O i carbonassi, i famosi carbonassi. Quindi bisogna anche spiegare alle persone queste cose. In effetti poi la signora mi ha ringraziato, ha capito che aveva un'azione benefica nei nostri confronti. Che non doveva aver paura. Assolutamente, però l'impatto è così perché abbiamo sempre paura di quello che non si conosce. Vitturi? Sì, il sindaco ha affrontato un tema centrale, quello della convivenza con la fauna selvatica, e io ritengo che i sindaci possano essere un fulcro di questo percorso di informazione e di formazione dei loro concittadini, perché sono comunque riferimento soprattutto nelle comunità più piccole, quindi non parlo delle metropoli ovviamente. Noi difatti avevamo fatto un progetto di informazione che volevamo svolgere sull'altopiano di Asiago, rivolto ai sindaci per la convivenza con il lupo, che sappiamo che è un tema molto forte, molto di impatto sociale, soprattutto in quella zona.
Purtroppo ci è stato bocciato dalla Regione Veneto perché la Regione ha detto che è un elemento che vuole gestire lei. Dopodiché non ho più avuto notizie, so per certo che non è stato fatto. Guardi, tu risperi perché tanto andiamo alle elezioni, perciò si spera anche un po' di aria fresca, anche qualche cambiamento che non fa male. Io lo dico tutte le mattine, non ho nessun problema a dirlo, perché anch'io ho grossi problemi, ecco, di interloquire, facendo anche del bene poi oltretutto, perciò ho fatto bene a dirlo. Sempre sperare, Vittorio, perché sai, il mondo cambia, anche il politico passa, noi rimaniamo fortunatamente. Infatti, perciò ci sarà anche questa speranza di interloquire in maniera diversa. Allora andiamo a vedere Lisa, questo mondo degli animali, questa ragazza meravigliosa che non parla ma ascolta per la prima volta a cavallo, e grazie veramente a questo animale meraviglioso Lisa aveva il terrore del cavallo. Guardate cos'è successo. Dai, partiamo. Allora Lisa, siamo riusciti a farla salire su questo meraviglioso cavallo, questo pony fantastico. Cosa ti sembra, Lisa? È bello? Certo. Hai ancora paura? No. Oh, brava Lisa! Brava Lisa, guarda Lisa, da baci a tutti Lisa, anche alla mamma, sì Lisa, anche alla mamma. Lisa è felice, vedete, bisogna provare, ecco, loro hanno bisogno di essere accompagnati a una famiglia meravigliosa, dei genitori splendidi, però la Lisa vuole la Mirella vicino, allora con la Mirella Lisa sale dappertutto, perché si fida tanto della Mirella, è vero Lisa, e la Mirella ti accompagna, ecco qua, sei contenta, ti piace? Certo. Guarda tuo papà che ti sta riprendendo, ciao papi! All'arrivo. E siamo all'arrivo con Lisa che per la prima volta è salita, ma non sarà la prima volta, vero Lisa? Bene, sono contenta. Ascolta quello che ti dice adesso. Aspetta, tieni le mani qui, togli i piedi dalle staffe, anche l'altro. L'hai tolto? Bravissima. Adesso ti pieghi un po' in avanti come se volessi appoggiarti qua. Come abbracciare il cavallo, prova, ecco, prova. E questa gamba passa dietro di te. Questa gamba di qua passa dietro di te e viene dalla mia parte. Brava. Sì. Mettiti bene giù. Brava, ce l'hai fatta anche a scendere. Un bel applauso alla nostra Lisa che è riuscita a salire e a scendere dal cavallo. Eccola qua. È giusto, è giusto. Brava, veramente brava. Ti è piaciuto davvero? Sì. Hai visto? Guarda anche tuo fratello. Porta a casa. Allora, Valentina Moro, tu che hai toccato con mano Villa Margherita, queste fragilità che tutti i giorni ti confronti, la difficoltà di riuscire a trovare anche la bellezza, l'armonia, salendo su questo meraviglioso animale che è il cavallo, che non vede la fragilità, non vede i diversamente agili come li chiamo io, anzi li accoglie e loro si sentono a proprio agio, si fidano. Però vediamo poco, non è che anche qua le scuole facciano molto. Io non devo essere fortunato ad avere quella scuola, quell'insegnante, quel sindaco. Io devo avere quello che mi aspetta di diritto, crescere bene anche con gli animali. Com'è la situazione, Valentina? E ti ringrazio di partecipare al villaggio delle associazioni. Prego. Allora, sulla bellezza e sull'importanza hai già detto tutto. Quello che io credo è che ci sia poca informazione, dico poca voglia, ma forse non è neanche poca voglia, è un po' un atteggiamento di rinuncia in partenza, nel senso che quello che noto io è che tante volte sia da parte delle associazioni sia da parte delle istituzioni, quando qualcosa viene proposto non si prova neanche a vedere se è realizzabile, si pensa subito che la cosa per principio non sia fattibile. Io parlo ovviamente del mio ambito, dove si parla appunto di un rapporto con un cavallo e di un'attività che purtroppo nell'immaginario collettivo delle persone viene vista come pericolosa.
io quello che vedo nelle famiglie tante volte è proprio il timore che il ragazzo non possa fare l'attività. Infatti molti mi dicono, mi presentano i ragazzi, vengono a trovarmi e mi dicono sì, però Marco non sale perché, ma Giulia non può perché. E invece servirebbe appunto un po' di informazione, un po' anche di voglia di conoscere, di provare delle cose nuove per capire che nessuno arriverà alle Olimpiadi, però si può fare un'attività che comunque è utile. Anche adesso io spero che col villaggio delle associazioni si riesca a presentare non solo la mia attività, ma anche tante altre attività che vengono scartate, diciamo, per principio, perché c'è qualcosa di più facile, perché la piscina è più semplice, andare a cavallo magari bisogna organizzare un attimo, creare una collaborazione, fare qualcosa in più. Allora, anziché portare i ragazzi nella scuderia, li portiamo in piscina come l'anno scorso, così non abbiamo tanto da fare. Vediamo adesso se tutti mettono qualcosina, se riusciamo anche noi, io come anche altre attività, ad emergere un po', anche perché, come hai detto, come si è visto, credo che adesso anche tutti abbiano visto Lisa, che ho visto anch'io, quanto era contenta, quanto era felice e quanto era anche bella sul cavallo, perché la prima volta era già tutta bella dritta, bella fiera. E sì, e chissà che qualcuno provi a fare qualcosa. Brava, brava Valentina Moro, brava, hai parlato veramente poche parole, hai detto tutto su quello che devono fare anche gli amministratori, i sindaci, coinvolgere di più anche queste attività. Lei poi abita, amministra un posto meraviglioso, enorme, con tanto verde, tanti spazi. Io sono dell'idea una cosa, sindaco, allora io farei obbligatoriamente il nuoto a scuola, perché per me il nuoto è sacro, devono imparare. Nel pomeriggio, anche durante i periodi estivi, fare questi sport qua. Cosa ne pensa, sindaco, quello che ha detto Valentina Moro? Concordo pienamente con Valentina, anche perché sottolineo la gestione che ha una scuderia, la gestione dell'animale. Intanto non la invidio, perché gestire i costi della gestione proprio della scuderia sono enormi, perché l'animale costa gestirlo. Però tu insegni a un ragazzo a gestire un animale, che è un animale complesso come il cavallo, quindi è importantissimo, al di là dell'aspetto sportivo, proprio anche sociale, di educazione nei confronti del ragazzo. Dopo, un'altra cosa che è bella che ha detto Valentina è che non deve per forza andare alle Olimpiadi un ragazzo. Noi gli diamo un'educazione, gli facciamo fare un'attività sportiva bella all'aperto come l'equitazione. Dobbiamo investire anche in questo e vedo, insomma, in alcuni, ad esempio, fondi europei, il PSR, c'è un po' questo ritorno a queste piccole particolarità che non devono essere per forza produttive, ma gestiscono un territorio, gestiscono un'attività sociale importantissima e fondamentale. Io non so se chiedo a Mattia se abbiamo questa pista ciclabile, questa inaugurazione del sindaco Crosato, per capire anche l'importanza della sicurezza anche nel territorio. Certo che i fondi del PNRR queste piste sono state realizzate, ma sono necessarie perché abbiamo certe situazioni. Prego, sindaco. Sì, noi stiamo realizzando una pista con fondi del PNRR che è in fase di produzione, mentre questa è particolare perché è stata fatta, lo spiego molto brevemente, è stata fatta grazie a dei fondi di perequazione di due aziende. Quindi queste due aziende che sono venute, una storica, l'Ondulcart della famiglia Pesce storica in Cessalto, che dà occupazione a quasi 200 famiglie, e l'altra invece che è arrivata recentemente per migliorare quello che è il complesso della produzione di cartone all'interno della zona industriale di Cessalto, che andrà a occupare
magari un'altra 60 di operai e quindi di famiglie. Abbiamo chiesto come compensazione la realizzazione di questa pista ciclabile perché era in una zona molto particolare del paese in cui praticamente avvenivano degli incidenti. Ha mandato le immagini, sindaco, perché non le vedo mica. C'è il servizio proprio di Antenna 3. Ma bisogna vedere se Antenna 3 Rete Veneta, e quindi un po' di era importante anche proprio il messaggio che mandavamo, che le aziende investono anche nel migliorare il nostro servizio. Niente, non abbiamo il video. Nessun perché problema. Lei non ce l'ha mandato, ma non dobbiamo cercare perché sennò non ce la facciamo, ma abbiamo l'abbattimento del cavalcavia, questo sì ce l'abbiamo. Andiamo a vedere l'abbattimento del cavalcavia. Il cavalcavia è stato demolito lo scorso febbraio per consentire l'allargamento dell'autostrada A4 e la costruzione della terza corsia, ma le transenne che chiudono l'accesso a quello che era il vecchio ponte erano aperte e qualcuno, ignaro dell'abbattimento, sarebbe potuto precipitare nel vuoto finendo sull'autostrada. È accaduto a Cessalto, in via Vittoria, venerdì sera. Il sindaco, avvisato da alcuni cittadini, si è precipitato sul posto. Dei cittadini mi hanno avvertito che c'era la rampa in costruzione del sovrappasso di via Vittoria aperta. Sono subito andato a richiuderla come erano le indicazioni operative. Non essendoci operai a quell'ora, il primo cittadino ha provveduto personalmente a chiudere le transenne e parla di fatto gravissimo. È un'opera che non è del comune e non spetta certo a noi, ad altri enti, vigilare sulla corretta chiusura dei cantieri. Un cantiere estremamente pericoloso che deve essere maggiormente vigilato. Per questo scriverò al soggetto attuatore perché abbia maggiore attenzione nei confronti della ditta per il suo controllo. Allora, prima di passare al sindaco Emanuele Crosato, volevo salutare il dottor Massimo Vitturi, responsabile nazionale LAV Animali Selvatici, perché deve proprio scappare. Come ci saluta Vitturi? Beh, vi saluto, come dire, intanto augurando un buon proseguimento nella trasmissione a voi e agli ascoltatori. Però anche vi saluto invitandovi ad andare sul sito della LAV, www.lav.it, dove potete trovare tutte le informazioni anche per diventare volontari, per esempio nella sede di Treviso, che è operativa e che è sempre pronta e disponibile ad accogliere persone che vogliono lavorare per l'affermazione dei diritti animali. Grazie mille. Grazie Vitturi, grazie, è stato con noi. Sindaco, come commentiamo allora il sindaco che deve fare mille cose? Ecco, questa è sicurezza, perché veramente non so cosa dovete inventarvi più di così, però siete gli unici nel territorio che uscite, che date veramente l'impressione almeno di ascoltare i problemi che ci sono. Prego sindaco. Sì, come hai detto all'inizio, quando hai detto che a te piace invitare i sindaci, noi siamo l'elemento di congiunzione tra la politica e i cittadini, e siamo cittadini, perché lo ricordo sempre, non è che abbiamo dei privilegi o quant'altro, noi siamo cittadini, siamo eletti per i nostri 5 anni e facciamo la nostra attività, poi fra 5 anni torneremo a fare altro, a fare i cittadini normali, e magari tante volte vedo che è facile lamentarsi, mentre è difficile, come fate voi, prendere, cominciare qualche attività, farla, aiutare sia le istituzioni che le persone, e questo è il messaggio più bello che possiamo mandare dal tuo studio. Grazie sindaco, sentiamo come ci saluta Valentina Moro. Valentina, come ci saluti? Valentina, mi senti? Mi sembra che abbiamo perso, allora salutiamo anche Valentina Moro. Grazie ai miei ospiti. Pubblicità. Unire e ispirare, connettere le donne alla guida delle piccole e medie aziende del territorio per fare rete e promuovere un modello di leadership fondato sui valori dell'inclusione, ascolto e valorizzazione delle diversità. Sono state oltre un centinaio le professioniste che hanno partecipato all'evento organizzato da Confapi al Castello di Roncade.
Confapi Donne da sempre è impegnato per cercare di unire le imprenditrici, di aiutarle nei loro progetti, di farle crescere e di sostenerle in quelle che sono tutte le loro difficoltà nelle attività quotidiane. Per questo l'evento è stato mirato a favorire lo scambio di esperienze, competenze e opportunità per portare avanti la parità di genere e l'equità nei contesti aziendali. Continua e persiste la discriminazione di genere, continua e persiste il gap salariale e soprattutto molto spesso siamo penalizzate nel cambio generazionale nelle nostre piccole imprese. L'ambizione del ruolo apicale è ormai evidente e la difficoltà delle imprenditrici femminili, perché io parlo a nome delle imprenditrici femminili, la difficoltà sta nel chiedere crediti agli istituti bancari, perché lì si nota la differenza della fiducia nel confronto delle donne. Siamo donne e imprenditrici, non donne o imprenditrici, e in quella E ci sta un po' tutto il nostro progetto, perché significa non dover rinunciare, non dover scegliere tra l'essere mogli, madri, figlie, ma semplicemente vedere realizzata la propria professionalità e avere lo spazio che giustamente cerchiamo. E saluto Luana Teso, Presidente Confapi Donne Treviso, di essere con noi. Ecco, questo importante servizio che avete sentito, che avete visto per la parità di genere, ancora tanta strada da fare, però qualcosa si sta muovendo. Saluto anche Filippo Giordano, Presidente veramente di un'associazione importante. Anzi, si presenti, prego Giordano. Salve, buongiorno a tutti. Allora sì, mi presento, sono Filippo Giordano, sono il presidente dell'associazione di ricerca e progetto di startup InGen. Noi ci eravamo già visti, avevo avuto l'onore di essere nel suo programma qualche anno fa per la nascita di Eva, questo pulcino nato da un uovo artificiale qui a Bassano del Grappa, progetto della nostra associazione. E noi appunto come associazione appunto ci occupiamo di ricerca nel campo biotecnologico che si incentra nell'ambito più della zoologia, ecco, nel ramo della zoologia. Abbiamo perso Filippo? Si è incantato Filippo. Va bene, allora partiamo con Luana Teso, questo veramente importante incontro che è stato fatto per far capire l'importanza della parità di genere, questa donna che si deve sempre salire la scala e non trova mai l'ultimo gradino perché è sempre più lunga. Prego, Presidente. Sì, grazie Mirella. Allora, è stato un evento molto importante, il primo che noi come Confapi Donne Treviso abbiamo realizzato. E è stato un evento che ci ha dato un grande successo perché già 3 giorni prima eravamo sold out con le prenotazioni e non ci aspettavamo nemmeno noi tutta questa adesione. Quindi significa che è un argomento importante, è un argomento che le nostre giovani donne imprenditrici sentono proprio e nel quale c'è bisogno di fare molta formazione e di continuare a parlarne, perché è un argomento veramente che interessa un po' tutte. Allora, quello che fa specie è che questa donna è sempre la prima a rimboccarsi le maniche per cercare di risolvere i problemi anche inerenti al lavoro, inerenti anche a queste imprenditrici che oltre a essere imprenditrici sono madri di famiglia, sono compagne, sono mogli, ecco, eppure riescono a organizzare il tutto. Qualcosa si sta cambiando, anche perché io sono dell'idea, Presidente, che dovremmo parlare più di persone che non dividere tra maschile e femminile. Però è difficile perché i numeri li hanno le donne, non c'è niente da fare. Io dico sempre che qualcuno dice voi italiani non avete mai fatto uno sciopero, una rivoluzione. No, la rivoluzione l'hanno fatta le donne, io ricordo le mondine. Ecco, sono state loro che hanno cambiato il mondo, che se andiamo a votare è stato merito anche delle donne che hanno capito l'importanza del voto, però la storia insegna poco alla politica attuale. Questa donna che fa sempre più fatica a emergere, grazie però che ci sono
sono queste associazioni che l'aiutano, perché se è meritevole, ecco, la meritocrazia arriva, ma grazie a voi però che vi date da fare, prego. La meritocrazia fatica ad arrivare, perché anche se noi ci diamo da fare, anche se ormai, soprattutto nella provincia di Treviso, ci sono moltissime aziende condotte e gestite da donne, però comunque le donne continuano ad essere sempre messe un pochettino in secondo piano rispetto all'imprenditore. Quando si parla di imprenditoria si pensa sempre all'imprenditore, all'uomo, non si pensa difficilmente alla donna, perché si ritiene che la donna abbia altri interessi, altri ambiti, e invece non è così. La donna a volte è anche più professionale e più qualificata dell'uomo proprio perché ha sempre bisogno di dimostrarlo. Quindi si impegna, si informa, cerca di avere le qualifiche necessarie perché si sente sempre nella situazione di dover dimostrare quelle che sono delle sue capacità. Allora io vorrei capire, è ritornato con noi anche Filippo Giordano. Filippo, la ricerca ad esempio che coinvolge anche la figura femminile, che coinvolge i giovani, quanti anni hai Filippo? Io sono del 2002, ho 23 anni. Ecco, per capire chi sono anche i nostri giovani, perché a me fa piacere, siccome pensano tutti che i giovani non hanno voglia di fare niente, questi sono anche i nostri giovani che io ringrazio di essere qui a Sveglia Veneti. Però anche qua è da aprire una panoramica e vorrei sentire anche tu cosa ne pensi. Questa ricercatrice, specialmente anche donna, che fa sempre più fatica, anche lei, e soprattutto anche con la pandemia, vi ricordate quella ricercatrice precaria che grazie dopo aver scoperto, ecco, ti ricordi, vedete che avete capito subito di chi sta parlando. Allora parla tu Filippo, ecco, ma bisogna proprio arrivare a questi livelli per cercare di avere un posto fisso di lavoro? Cioè bisogna che arrivi la pandemia per cercare di capire che forse c'è qualcuno di meritevole che va premiato con un lavoro serio? Prego. Sì, mi ricordo che appunto all'inizio della pandemia in Italia c'è stata questa ricercatrice, penso anche insieme a una sua collega, che avevano isolato per la prima volta il coronavirus, e appunto poi era venuto fuori questa cosa che era una ricercatrice precaria, non aveva un posto sicuro, ma secondo me il problema principale potrebbe essere anche che questa tipologia di lavoro viene vista sì come un lavoro, ma specialmente parlo nell'ambito della ricerca, ma più come sembra quasi percepita come una passione che muore lì come passione più che un vero ambito di lavoro che ha un'importanza enorme, come tantissimi altri lavori, che però viene, diciamo, secondo me preso un po' sotto gamba rispetto. Si è bloccato ancora? Filippo? Filippo, ci sei? No, si è bloccato ancora. Vedete come sono i collegamenti. Mi collego con l'Australia e con l'Africa, qui da noi a due passi cade tutto, ma non è colpa nostra di sicuro. Allora, Luana Teso, cosa vuole dire a Filippo dove dice la fatica di capire che i lavori vanno tutti rispettati, ecco, che non è una passione, il lavoro è lavoro, io lo faccio bene, ma è un lavoro. E la ricerca purtroppo in Italia fa fatica ad avere l'importanza che ha, la storia non insegna niente, anzi hanno tagliato addirittura i fondi al CNR, pensate voi cosa sta succedendo, eppure se siamo salvi è grazie alla ricerca, alla scienza e soprattutto poi abbinata alla tecnologia. Prego, Presidente Teso. Assolutamente, io credo che la ricerca sia fondamentale, soprattutto in ambito medico. La ricerca è quella che ci permette di sconfiggere determinate patologie, malattie, e ci consente anche degli anni di vita in più. Quindi la ricerca dovrebbe essere la prima ad essere sostenuta a livello anche economico. Senza la ricerca non ci sarebbero persone che ancora muoiono prima dei 50 anni, non ci sarebbero persone che sopravvivono a determinati tipi di patologie oncologiche, e quindi la ricerca è fondamentale. Molto spesso, come dice giustamente Filippo, non viene apprezzata o viene considerata la passione di impegnarsi a studiare su qualcosa, però non è così. La ricerca è quella che ci salva la vita il più delle volte. Vediamo se è tornato Filippo. Filippo, sei tornato?
Io la sento, sì, voi mi vedete, mi sentite? Sì, sì, ti sentiamo bene. Ecco, infatti anche il Presidente Teso diceva l'importanza invece della ricerca, ma mi sembra che invece di aiutare stanno tagliando i fondi. Cosa ne pensi? Com'è la situazione dal vostro osservatorio di giovani ricercatori? Cosa la state vedendo, Filippo? Allora sì, sicuramente si tende purtroppo a finanziare sempre meno, già anche prima comunque i soldi messi a disposizione appunto per la ricerca, ho sentito appunto nello studio dire la ricerca salva la vita, la ricerca crea 1000 altre opportunità ed è assolutamente vero, ogni cosa che esiste dalla, diciamo, che sembri la più banale alla più complessa, ha avuto bisogno di una ricerca e di uno sviluppo. Senza ricerca o ci teniamo quello che già è stato creato per sempre, oppure facciamo un passo in avanti e continuiamo a progredire. Sì, diciamo c'è questa tendenza a livello nazionale di vedere ricerche come questa, ma anche diciamo ricerche più complesse, più rilevanti come siano ricerche nell'ambito medico, pediatrico, eccetera, eccetera. Diciamo si fa sempre troppa fatica a livello nazionale a fare qualcosa di a livello finanziario più tranquillo, più sereno, cioè nel senso che diciamo a livello finanziario non sia il problema principale, ma magari la ricerca, la complessità di quella, ecco. Purtroppo magari a volte manca proprio la base, che sono i finanziamenti. Allora andiamo a vedere anche le foto di quello che è riuscito a creare Filippo, così spiegherà, ecco, queste piume in ambra fossile. Ecco qua, allora spieghiamo per chi non ti conosce, non ti ha seguito, cosa sei riuscito a creare con la ricerca. Prego Filippo. Allora sì, in questo caso noi diciamo avevamo iniziato con la ricerca dell'uovo artificiale, ma comunque come progetto, come associazione, noi ci concentriamo anche sull'informazione, sull'approfondimento appunto di tematiche sempre zoologiche, paleontologiche, eccetera, eccetera. In questo caso noi siamo riusciti a isolare, a scoprire questo ritrovamento e, come si riesce a vedere, dentro un'ambra fossile che risale a circa 99-110 milioni di anni fa, si possono vedere delle piume, delle micropiume che appartengono a un teropode non aviano, in poche parole è un piccolo dinosauro, in questo caso si pensa carnivoro, bipede, ok? Quindi teropode si intende questa cosa qui, che appunto si vedono all'interno di quest'ambra, che è diciamo, è una rarità, anzi più unica che rara, vedere una cosa del genere. Questa ambra non arriva dal Myanmar, dalla vecchia Birmania, e diciamo rischiava di essere introdotta nel mercato dei gioielli, sapete le ambre. Si è bloccato ancora? Allora intanto sentiamo, intanto che sblocchiamo il collegamento, cosa ne pensa questa Presidente Luana Teso di questo ragazzo, di questo ricercatore che rappresenta molti ricercatori e ricercatrici ma che non hanno la possibilità veramente di salire la scala perché tagliano e il lavoro è visto come una passione dei ricercatori. Pensate voi, se siamo salvi è meglio è merito dei ricercatori. Prego. Assolutamente, allora questa purtroppo è una cosa tipicamente italiana, non dare molto credito alla ricerca. È un piacere vedere un giovane occuparsi di queste cose. Io credo che per capire meglio il presente e conoscere di più il futuro abbiamo bisogno di conoscere meglio il nostro passato. Riuscire ad avere una scoperta di questo tipo sicuramente è fondamentale, perché significa anche comprendere quella che è stata l'evoluzione e quello che è stato il percorso della nostra specie. È un peccato che non ci siano più ricerche come questa e che sicuramente non ci sia il giusto spazio di riconoscimento a questi giovani ricercatori, perché è molto importante quello che fanno. Come vede la Confapi la nuova politica americana che riguarda soprattutto anche le aziende, anche quelle piccole e medie, questi dazi, prima li metto, poi li tolgo, poi li rimetto, e soprattutto la difficoltà di rimanere a galla con le multinazionali che stanno strozzando quello che era il know-how nostro, che è proprio questa
questa creatività che ce l'hanno veramente le piccole e le medie, non di secondo i grandi contenitori. Allora diciamo che i dazi sono una cosa che veramente penalizza moltissimo la nostra esportazione e le nostre piccole e medie imprese. Come dice lei, le grandi multinazionali, spesso con sedi all'estero, eccetera, soffrono un po' meno questa dinamica. Per quanto riguarda le nostre piccole aziende, questo significa a volte metterle anche nel lastrico, significa comunque togliere lavoro a molte persone che lavorano con l'esportazione e che si occupano di questi settori esteri, perché la nostra manodopera è comunque una manodopera che ha un costo importante e quando vengono penalizzati anche con questi dazi l'esportazione ne risente inevitabilmente. Ma soprattutto cosa fare per cercare di tenere in piedi queste attività, perché se continuiamo a perdere queste realtà che hanno fatto grande l'Italia, noi eravamo la quarta potenza mondiale, ma a merito di queste attività, di queste piccole e medie aziende, non c'erano le multinazionali che avevano veramente preso tutta la polpa di quello che era la ricerca, la scienza, la creatività, che avevano messo in piedi da soli questi luminari. Cosa è successo secondo lei? Bella domanda. Non sono un economista politico, quindi oggettivamente non saprei darle una grande risposta. Quello che le posso dire è che molto spesso non sono state valorizzate bene le piccole e medie imprese, ma anche per colpa nostra non abbiamo saputo fare dei cambiamenti, non abbiamo saputo a volte valorizzarci. Lo dico per esempio, anche, mi viene in mente anche qualcosa riguardo al turismo. Molto spesso ci sono paesi che hanno città meno importanti delle nostre, hanno beni culturali meno importanti delle nostre, ma li valorizzano di più. Molto spesso siamo noi a non dare valore anche a quello che sono le nostre grandi risorse. Probabilmente, non lo so, ci saranno state anche delle scelte sbagliate a livello politico, questo non lo posso sapere, non sono io che posso parlarne, però oggettivamente è vero che le nostre piccole e medie imprese stanno soffrendo in questo momento, stanno soffrendo molto. Abbiamo Pier Menegaldo da Ormelle. Ciao Pier Menegaldo. Ecco, è caduta la linea, andiamo bene. Andiamo da Filippo, intanto riprendiamo la linea con questo signore che ha chiamato, grazie dalla regia. Allora Filippo, continuiamo appunto con le foto che stavamo vedendo e tu che le stavi spiegando anche molto bene. Luana Teso era veramente con gli occhi spalancati per capire l'importanza di quello che stavi spiegando con le foto. Prego Filippo. Eccomi qui, scusate Mari, la connessione era un po' instabile. Allora, dicevo, riguardo le piume nell'ambra, appunto come si vede da foto, si vedono questo piccolo piumaggio, si pensa che è un po' il piumino che si vede magari nel petto degli uccelli, composto da veramente piccole piume. All'interno, Mari, in una foto che avevamo visto prima, che Mari adesso forse adesso si vede anche un piccolo insetto che probabilmente era ospite indesiderato dell'animale. La principale importanza di questi reperti, come diceva anche dicevate in studio, sono conoscere il nostro passato. Che nell'ambito della ricerca le più grandi scoperte a livello medico o biotecnologico, ingegneria genetica, eccetera, eccetera, si fanno perché esiste già qualcosa di simile in natura. A pensare alle nuove tecniche di editing genetico, eccetera, eccetera, la CRISPR-Cas9, e sono scoperte che si fanno perché, in quel caso dei batteri in natura, riproducevano la tecnologia che oggi noi adottiamo per creare terapie geniche, eccetera, eccetera. Quindi l'importanza nell'ambito animale è specialmente per qualcosa che noi non riusciamo più a vedere, o almeno adesso sì, magari l'ambra fa un po' da specchio del passato, ma più che altro non è più tangibile come una volta, può conservare segreti che nell'ambito della ricerca, ma anche per il nostro futuro, il passato può essere veramente... È un grande maestro, ecco.
Filippo, quando hai capito di avere questa passione per la ricerca e la scuola che hai frequentato è una scuola che ti ha aiutato nel capire chi era veramente Filippo Giordano, oppure hai fatto tutto da solo? Che vogliamo anche capire, perché molti ragazzi, molti studenti che ho qua vorrebbero una scuola diversa, una scuola che gli intrighi di più. Va bene la didattica, ma poi anche qualcos'altro. Tu come commenti, Filippo? Allora, diciamo che io la passione per gli animali in generale ce l'ho avuta sin da piccolo, tra la nonna che ha avuto sempre animali, ma anche, devo dire, molti insegnanti, fin dalle scuole medie, che magari facevano una materia come matematica e scienze, però a livello, diciamo, personale raccontavano che la loro passione nell'ambito scientifico, che sia per la botanica, eccetera, eccetera, non tanto magari la materia in sé o di quello che parlavano, ma la passione con cui ne parlavano mi ha sicuramente trasmesso qualcosa che poi ho portato avanti. Ecco, quindi sì, di base io la passione per gli animali è stata alimentata anche da queste persone, e poi sicuramente anche la scuola che ho fatto, l'Istituto Agrario Parolini, che appunto lì è incentrato magari molto sulla botanica, ma anche sulla zootecnia, eccetera, eccetera. Mi ha dato la possibilità di continuare su quel percorso lì. Quindi sì, sicuramente passione che è stata coltivata da me, ma sicuramente le influenze esterne riguardo l'amore per un campo o per una materia vengono da fuori, ecco. Filippo, l'importanza dei laboratori all'interno degli edifici scolastici, questi laboratori delle volte sono andata a visitare, sono diventati magazzini, ecco, l'importanza invece di avere il laboratorio, cosa dici Filippo? Beh, l'importanza di un laboratorio diciamo, il laboratorio è quella parte in cui tutta la teoria, tutto quello che noi i ragazzi vedono in un libro che è molto astratto per quanto possa essere descritto bene, il laboratorio è quello spazio in cui si concretizza tutto e si tocca con mano e si vede con i propri occhi ciò che veramente il libro ha l'obiettivo di insegnare. Quindi diciamo, se lo studio in classe ha un'importanza del 50%, l'altra metà ce l'ha il laboratorio. Quindi sì, assolutamente, purtroppo sì, c'è questa tendenza del laboratorio di metterlo da parte, ma dal mio punto di vista, specialmente, soprattutto nelle materie scientifiche, chimica, che sia biologia, eccetera, eccetera, il laboratorio ha un'importanza assoluta. Capite quello che dicono i ragazzi, ecco, quelli che studiano, quelli che capiscono, ecco, la passione che hanno e di essere aiutati anche con questi laboratori. Allora andiamo a vedere invece Confapi influencer, poi commentiamo. Otto influencer da tutto il mondo, dal Messico alla Polonia, dagli Stati Uniti alla Cina, passando per il Brasile e Israele. Sono quelli che nei giorni scorsi sono venuti alla scoperta delle eccellenze enogastronomiche delle province di Treviso e Venezia, dove hanno visitato 6 aziende. Amigos, saludos desde Italia. Me encuentro en la ciudad de Treviso, como unos 30 kilómetros afuera de Venecia. Promossa da AIS Agenzia con Unione Alimentare, Confapi Venezia e Confapi Treviso, l'iniziativa punta a far conoscere il territorio ai più giovani. Gli influencer, con i loro reel, le loro storie, metteranno in vetrina il bello e soprattutto il buono che la marca e il veneziano hanno da offrire. Partendo proprio però dal prodotto agroalimentare, quindi il dolciario, il vino ovviamente, birra, tutte quelle che sono eccellenze che tutto il mondo ci invidia. Quindi con un linguaggio appunto molto smart, contenuti audio video di pregio che poi ovviamente verranno rimbalzati su tutti i social network e ci daranno grande visibilità. Comunicazione digitale che si trasforma in numeri reali, oltre 30 miliardi di dollari il giro d'affari generato da influencer e blogger di settore. Far capire la nostra anima imprenditoriale, questa nostra passione che abbiamo, questo sostanzialmente, queste 6 aziende che fanno parte di questo tour, di questo gruppo,
e quindi far valorizzare appunto territorio assieme alle aziende, quindi prodotti, produzione, perché effettivamente è diventato molto importante. I consumatori, anche loro si sono evoluti grazie anche agli influencer, tutti questi video che loro vedono in rete, e vanno alla ricerca del vero prodotto made in Italy. C'è quindi anche il prodotto poco conosciuto, il prodotto proprio fatto da aziende come le nostre. Ci tenevamo a trasmettere a questi influencer la vita vera all'interno delle aziende, le emozioni da trasferire ai loro lettori, sperando in una scelta consapevole dei nostri prodotti che sono sicuramente i migliori al mondo. 3 giorni di tour per vedere da vicino come nascono vini, birre, pane e molto altro ancora, e naturalmente degustare i prodotti. E abbiamo la bellezza di avere un bel territorio, ma la bellezza di avere tante belle aziende, quindi ci può essere un turismo che è legato alla cultura, all'arte, al paesaggio, ma anche un turismo industriale. Bisogna sfruttarlo di più, bisogna mettere in rete più aziende. È bello raccontare le eccellenze del nostro territorio attraverso uno strumento molto attuale che sono i social network. Ringrazio Confapi Treviso e Venezia per aver messo a sistema questo strumento di promozione del territorio. Allora, Presidente Teso, come commentiamo questo servizio, ecco, questo tour molto importante per capire quello che c'è nel territorio, prego, e valorizzarlo? Assolutamente, è stata veramente un'esperienza bellissima, voluta fortemente dal nostro Presidente della Confapi Treviso, Luca Fraccaro, che abbiamo visto anche intervistato, ed è stato un modo diretto, immediato e semplice di farci conoscere, perché purtroppo e per fortuna i social network sono una grande parte della nostra vita e molte persone si affidano ai social network anche per apprendere, per conoscere e per imparare cose nuove. Gli influencer hanno un ruolo fondamentale in questo, non sempre positivo, ma in questo caso estremamente positivo, perché attraverso la loro esperienza diretta con il contatto delle nostre aziende hanno portato nel mondo, hanno fatto conoscere quelle che sono le nostre eccellenze. Molto importante, anche perché ne abbiamo parecchie di queste eccellenze e veramente vanno valorizzate. Senti Filippo, cosa ne pensi dell'intelligenza artificiale? Come la vedi? Perché io ho avuto dei ragazzi, dei giovani favorevoli, altri molto perplessi, l'etica soprattutto, abbiamo il nemico dietro l'angolo, bisogna stare molto attenti perché chissà dove può arrivare. Tu cosa ne pensi, Filippo? Allora, l'intelligenza artificiale è anche una grande rivoluzione degli ultimi anni, solo negli ultimi anni appunto ha preso un reale piede, diciamo, ed è diventata accessibile quasi a tutti. Allora, l'intelligenza artificiale è sempre un fattore che deriva dall'essere umano, è l'insieme di tutte le conoscenze che noi abbiamo caricato in rete, che vengono elaborate in modo diverso che sia magari di un motore di ricerca normale. Io penso che, come tutte le tecnologie, in questo caso, se utilizzata bene, e vedo che comunque a livello internazionale si tende a utilizzarle nel campo medico per diagnosi molto complesse, e devo dire che a parer mio può essere un'enorme risorsa. Come ogni tecnologia non bisogna affidarsi completamente e buttarsi nelle braccia appunto delle IA, però devo dire che dal mio punto di vista può essere un'enorme risorsa da sfruttare in molti campi, che sia quello della ricerca medica, ma anche altri campi, ingegneria, meccanica, eccetera, eccetera, può essere un'enorme risorsa. Ecco, come dicevo prima, mai affidarsi totalmente a qualsiasi tipo di tecnologia. Il giudizio umano di valutazione finale è essenziale per ogni cosa dal mio punto di vista. Io ho avuto ospite la professoressa Morena Martini, che insegna proprio in un istituto a Bassano, la quale ha detto, Filippo, che non dà più i compiti a casa perché si era accorta che ormai i compiti li faceva l'intelligenza artificiale. Sei d'accordo? Come vedi questa situazione? Prego.
Così come dicevo prima, questa cosa è successa negli ultimi anni. Effettivamente quando qualche anno fa solamente io andavo a scuola questa cosa non esisteva, e qui si vede anche come la tecnologia cambia in pochissimo tempo. È vero che l'intelligenza artificiale permette anche di questi escamotage di ogni tipo. Purtroppo è come magari lo era prima internet, magari fare un tema, andarlo a prendere su internet che l'ha fatto qualcuno, cambiare nome e cognome, la cosa era fatta. Oggi invece si chiede all'intelligenza artificiale di farlo. È un problema perché comunque così viene meno imparare, viene meno la capacità del ragazzo o della ragazza nel creare qualcosa e nell'apprendere, perché magari lo fa una chat o un'intelligenza per lei, per lui. Quindi sì, è un peccato che succeda questo, e sono delle conseguenze, diciamo, di una nuova tecnologia che vengono usate in questo caso in modo controproduttivo. Sì, bisognerebbe sicuramente... No, sei stato molto chiaro, Filippo, ti ringrazio, però hai capito come funziona, bisogna stare anche molto attenti, e soprattutto, come diceva Papa Francesco, che era un uomo che si intrigava, che voleva conoscere, la curiosità di capire questo strumento che può essere anche diabolico a volte. Sentiamo cosa ne pensa la Presidente Teso. Sono pienamente d'accordo, in linea con quanto espresso dal suo ospite. È una risorsa importante. È sempre la questione di come la si usa, l'importante è l'uso che se ne fa. Non si deve perdere di vista che comunque è l'uomo che deve poi dare l'ultimo concetto finale, ma sicuramente le informazioni e l'accesso a queste informazioni e la facilità con cui l'intelligenza artificiale può combinare le diverse informazioni che si hanno sono una grandissima risorsa. L'importanza è sempre l'uso che ne facciamo, perché se poi li utilizziamo per fare i compiti a casa, capisce che si inizia da piccoli, poi chissà dove si arriva. Si sviluppa anche una certa capacità intellettiva nel cercarle, per l'amor del cielo, però non è la soluzione migliore, ecco, è l'uso migliore. Allora, visto che abbiamo parlato anche di intelligenza artificiale, perciò automaticamente di sicurezza, andiamo a vedere questo servizio con Fapi Sicurezza. Andiamo a Venezia. Decine di aziende, istituzioni, oltre 160 partecipanti tra lavoratori, consulenti, formatori e tecnici hanno partecipato ad Armonia in Pratica, la 2 giorni organizzata alla Tergas di Noventa di Piave, dedicata al tema della sicurezza sul lavoro e formazione, con convegni e prove pratiche. Il tema è fondamentale, non basta parlarne, ma come oggi fare delle azioni concrete. Questo anche accordo tra Stato e Regioni ci dà ancora qualcosa in più su cui lavorare, soprattutto perché anche gli imprenditori devono mettersi in prima linea, e quindi non possiamo altro che fare un plauso a queste iniziative. Secondo i dati INAIL, nel primo trimestre del 2025 si sono registrate complessivamente 200.000 denunce di infortunio, con un incremento del 3% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Tra queste, le denunce di infortunio con esito mortale sono state 195, segnando un aumento del 2,5%. Ma quali sono le criticità che vengono riscontrate nei luoghi di lavoro? Carenza di formazione a carico sia dei lavoratori che di tutta la catena della sicurezza nelle aziende, quindi anche dei preposti, degli RSPP e anche dei datori di lavoro. Inoltre c'è una carenza di formazione legata alla formazione nella lingua d'origine dei lavoratori, perché vediamo che tante volte quando sentiamo il lavoratore che si è infortunato che parla una lingua estera e noi abbiamo bisogno dell'interprete, ci domandiamo: ma come avrà fatto questo signore ad avere una formazione efficace, visto che capisce magari solo la lingua araba o lingue balcaniche? L'iniziativa è promossa dalla società di consulenza e formazione Armonia di San Donà di Piave, in collaborazione con Confapi Venezia e Apindustria Servizi SRL. Il tema è un coinvolgimento diverso dell'imprenditore in tema di sicurezza e formazione sul lavoro, nella prospettiva di
questo nuovo accordo Stato-Regioni, sostanzialmente la figura dell'imprenditore diventa parte attiva anche nei processi formativi per la sicurezza. Quindi quello che noi diciamo da sempre e che penso da sempre sia come imprenditore sia come rappresentante di un'associazione di categoria, è importante che gli imprenditori considerino la sicurezza sul lavoro una parte importante delle loro abilità imprenditoriali. E sentiamo le imprenditrici, questa mattina la Presidente lo hanno atteso, cosa si intende per sicurezza del lavoro e come la vedete. Il problema è grandissimo, abbiamo dei numeri che veramente fanno riflettere. Una volta non avevano niente ma non c'erano questi numeri di morti, adesso abbiamo un'alta tecnologia, parliamo di intelligenza artificiale e i morti nel lavoro crescono. Cosa sta succedendo? Prego Presidente. Allora, intanto la ringrazio per questo servizio perché il tema della sicurezza è un tema che sta particolarmente a cuore al nostro Presidente della Confapi Venezia, che è Marco Zecchinai, che avete anche visto nell'intervista. Che salutiamo. È importantissimo e sono state dette delle cose estremamente importanti. La formazione è fondamentale, conoscere le regole per evitare problemi è fondamentale, per evitare anche danni alla salute molto molto importanti, ma è anche molto importante mettere tutti i lavoratori, dare a tutti i lavoratori la consapevolezza di quali sono le regole. Il fatto che ci siano molti lavoratori stranieri nelle nostre piccole e medie imprese fa sì che spesso, anche per problemi dovuti alla lingua e quindi anche alla comprensione di determinate cose, non ci sia una reale e totale formazione, e questo può diventare molto molto pericoloso. Ma chi è che dovrebbe fare formazione? Perché formazione vuol dire anche prevenzione. Certo. Tu devi fare prima la prevenzione la fai formando veramente questa realtà, che veramente molti vengono anche dall'estero, abbiamo sentito l'importanza della lingua, però noi vediamo che lavorano, allora non si riesce a capire. Ecco, sentiamo anche Filippo, questo giovane ricercatore, cosa ne pensa di quello che ha sentito, l'importanza della sicurezza quando voi andate al lavoro, voi giovani, cosa ne pensate? Prego Filippo. Ma assolutamente, lei ha nominato la prevenzione, è diciamo la prima risposta riguardo purtroppo queste tragedie. La prevenzione, ma per esempio una cosa che tutti i lavoratori tutti i giorni riscontrano, IDP, i dispositivi di protezione individuale. Anche purtroppo c'è questa cosa che, ma ti vuoi mettere i guanti per aprire una scatola, devi usare solo il taglierino, non serve, non c'è bisogno. Purtroppo sono quei casi in cui si pensa che quel dispositivo di sicurezza sia eccessivo o in quel caso non serve perché la cosa è poco importante, quando possono succedere tragedie oppure magari anche cose un po' più piccole che però sono sempre un danno al lavoratore in quel caso. Quindi sì, prendere sotto gamba mai questo aspetto, anche perché se noi seguiamo esattamente linee guida e quello che dobbiamo utilizzare durante appunto l'orario di lavoro, a meno che succedano cose più grandi, cose più gravi, nei danni di tutti i giorni, nei piccoli pericoli di tutti i giorni del lavoro, veramente la prevenzione evita qualsiasi tipo di problema. Quindi sì, sicuramente i dispositivi di protezione, anche quando sembrano che in quel caso ma per una cosa di 2 minuti, è la cosa che magari bastano 10 secondi per pentirsi di non aver preso la precauzione, ecco. Ma non pensa, grazie Filippo, non pensa, Presidente Teso, che forse, come dovrebbe esserci, c'è chi controlla se questa persona ha tutti i dispositivi per essere in sicurezza? Perché se poi nella carta vediamo che c'è tutto, ma in realtà poi troviamo il morto, vuol dire che qualcosa non ha funzionato, c'è qualcosa che non torna nei conti, perché io vedo gli elmetti, anzi su una che si ferma e gli dica guarda che devi metterti, ecco, ma fa caldo, fa freddo, però ci dovrebbe essere chi controlla che prima di iniziare il lavoro queste persone siano in sicurezza, o sbaglio, Presidente Teso? Sì, io credo che lei ha perfettamente ragione, in ogni ambito ci debbano essere dei controlli adeguati, molto spesso i controlli arrivano a posteriori. Che la legge prevede poi oltretutto? Assolutamente sì. È pur vero che molte volte si parla di queste cose, di questi eventi, e si parla di tutto ciò che accade all'interno
per i lavoratori solo quando succedono le disgrazie, quando succedono le tragedie. Le leggi ci sono, molto spesso tra la teoria e la pratica c'è un divario un po' notevole e quindi per tanti motivi, perché le scarpe di infortunistica fanno caldo e sono pesanti, perché l'elmetto fa caldo, eccetera, si rischia di essere un po' superficiali. È vero che bisognerebbe mettere in atto dei controlli maggiori e far rispettare, perché in realtà le leggi ci sono e in realtà i dispositivi di sicurezza ci sono e salvano la vita. Purtroppo non sempre ne facciamo un uso un po' ad personam. E invece bisognerebbe che prima di iniziare il lavoro ci fosse un qualcuno che è previsto dalla legge, che è il controllore, l'addetto al cantiere per controllare, che vedesse veramente la realtà, che se veramente questi dispositivi sono stati inseriti oppure no. Ci sarà un perché. È la verità, ci sarà pure un perché. Filippo, come ci saluti? Ormai è finita l'ora, con quale messaggio vuoi salutarci? Allora, il messaggio che diciamo sin dall'inizio noi utilizziamo in primis per noi per dare forza a quello che facciamo, ma anche come messaggio è che impossibile non è un termine scientifico. Quindi che sia una ricerca ma un proprio sogno personale di un giovane o anche di una persona più grande che vuole realizzarlo, ben cose nella vita sono impossibili se non c'è la volontà e la passione, ecco. Grazie veramente a Filippo Giordano di essere stato con noi. Sentiamo come ci saluta Luana Teso, presidente Confapi Donne Treviso. Allora, io ci terrei a fare un piccolo inciso, se me lo consente. Noi come Confapi Donne siamo molto attivi in tutte quelle tematiche di cui abbiamo discusso oggi, e non solo noi Confapi Donne, ma anche la Confapi in generale, le varie territoriali. Quindi per noi la sicurezza è fondamentale, crediamo nell'intelligenza artificiale, crediamo nella promozione del nostro territorio e su questo continueremo sempre a portare avanti il nostro lavoro. In più noi come donne crediamo tantissimo nell'importanza di valorizzare le nostre imprenditrici. Un'altra importante cosa che chiederei alla Presidente, un messaggio veramente che vorrebbe dare a queste donne che fanno anche fatica a capire di essere in sicurezza anche nel lavoro, cosa fare, a chi rivolgersi, queste imprenditrici che forse hanno una sensibilità maggiore proprio essendo donne, essendo madri. Prego. Allora, indubbiamente ci sono tantissime leggi da rispettare nell'ambito del mondo del lavoro e ci sono tantissimi consulenti, ci sono tantissimi corsi di formazione da fare. La formazione è importante essere aggiornati, è importante continuare a crescere e a sviluppare tutto quello che è il nostro percorso professionale. Noi cerchiamo di farlo, per noi è fondamentale fare rete, tutte le imprenditrici che si avvicinano a noi trovano sicuramente sostegno e formazione sempre e comunque, e per questo per noi continua a essere la nostra mission. Perché iscriversi a questo mondo femminile, queste donne che devono iscriversi, devono fare squadra per riuscire veramente a emergere? Perché significa conoscere delle realtà diverse o simili alle tue, ma che ti portano comunque ad un arricchimento personale, che ti danno delle informazioni, che ti migliorano nella tua quotidianità e soprattutto fare rete tra donne, perché non è vero che le donne tra loro non si aiutano e non sono, come si dice, e non condividono, anzi, se vengono messe nella giusta condizione le donne possono tutto. Grazie veramente, grazie a Luana Teso, grazie a Filippo Giordano, grazie, pubblicità. Adesso apriamo questa terza parte molto importante con Davide Camposampiero, direttore Banca degli Occhi, grazie di essere qui, veramente grazie, assieme a Ilaria Zorzi, direttore Medicina delle Donazioni, sempre della Banca degli Occhi. Allora spieghiamo l'importanza, direttori, di questa Banca degli Occhi, perché si sa, ma non si sa mai abbastanza, l'informazione deve arrivare, perché è fondamentale avere nel nostro territorio questa eccellenza. Perché è un'eccellenza? Prego, direttore. Sì, allora io sono Enrico Vidale, sono responsabile della comunicazione della Banca degli Occhi e adesso subito dopo arriverà anche il direttore Davide Camposampiero. Perché la Banca degli Occhi è importante? Ma io darei questa immagine: la Banca degli Occhi è un ponte che collega il mondo della donazione e il mondo del trapianto. Noi viviamo grazie alla donazione
grazie al sì di tanti cittadini, per rispondere a un bisogno di salute, che è quello di ridare la gioia di vedere alle persone che hanno la vista compromessa. Vista compromessa perché purtroppo hanno una malattia che colpisce la cornea, che è la prima lente del nostro occhio, la più esterna, e quando questa lente è compromessa, purtroppo la vista è compromessa, la vita, noi diciamo molto spesso, delle persone è fortemente compromessa. Non si può leggere un libro, non si può andare in macchina, spesso i contorni sono molto quasi non si riesce a vedere davvero un panorama, un albero, un giardino o i fiori in primavera, e le persone hanno bisogno, per riacquistare la vista, di ricevere questo dono, il dono della cornea. Allora sentiamo anche Ilaria Zorzi, questa passione, questa voglia di capire, ecco, una ricerca un po' particolare, come si è avvicinata, perché prima avevo un ricercatore, Filippo Giordano, che ha detto fin da piccolo io avevo questa passione per gli animali, ma poi che è diventata ricerca. Lei quando è iniziata questa passione per la ricerca e questa banca degli occhi è arrivata alla fine? Ma diciamo che non me lo so, faccio questo lavoro un po' per le casualità della vita, non era quello che immaginavo avrei fatto. Mi sono avvicinata alla banca subito dopo aver concluso gli studi di medicina e ho trovato un ambiente umanamente, scientificamente molto stimolante, e la passione è nata poi frequentandolo, lavorandoci, e adesso devo dire che, pur essendo un tipo di medicina diverso da quello che magari fanno i colleghi ospedalieri, dà grande soddisfazione professionale, quindi ha alimentato questa passione. Ilaria, quanto è importante essere intrigati, capire che veramente dove tu lavori hai queste possibilità di imparare, di conoscere, ma soprattutto che ti intrigano i laboratori. Ad esempio prima parlavo con questo ricercatore l'importanza dei laboratori, siamo un po' scarsi in Italia, molti ragazzi esigono, persone, l'esigenza e l'importanza del laboratorio, perché il laboratorio ti plasma, giustamente Filippo diceva, tu leggi nel libro, ma poi nel laboratorio lo metti in pratica. Ecco, cosa vuole dire Ilaria? Ma è molto vera questa cosa qua. Quando studiamo, quando leggiamo nei libri, a volte le cose hanno una forma confusa e poi quando si mettono in pratica invece acquisiscono la struttura che hanno. È importante la passione per queste cose qua, è importante poterlo fare in un ambiente stimolante, proprio perché questa passione alimentata può dare nutrimento alla ricerca. La ricerca si fa con passione perché nel nostro paese non è sempre semplice farla. Se c'è la passione, e in tanti ragazzi giovani che vengono anche a volte da noi a fare i tirocini, questa passione brucia come un fuoco, quindi è anche bella da vedere, insomma. Che belle queste parole, mi fa molto piacere, anche perché danno l'idea, ecco, di quello che dice Ilaria, questa direttrice che capisce l'importanza di dare dei messaggi positivi di questi giovani. Sono ragazzi per bene, ragazzi bravi che stanno cercando di aprirsi un varco in una vita non sempre facile, in percorsi non sempre facili, molto difficili. Io dico sempre, Ilaria, che io non devo essere fortunato ad avere quell'insegnante, quell'amministratore, io devo avere quello che mi aspetta di diritto, che è conoscere, aprirmi, capire chi sono, questa creatività che qualcuno deve tirare fuori. Ecco, io penso che facciamo ancora molto poco e penso che avere la banca degli occhi nel nostro territorio, forse non riusciamo a capire veramente questa eccezionale cosa che abbiamo, questa rarità, ma che c'è e che funziona. Andiamo a vedere cosa è successo proprio poco tempo fa in un convegno internazionale. Quella seduta all'auditorium del padiglione Rama di Mestre non è una platea qualunque. Alla Banca degli Occhi del Veneto sono arrivati un centinaio tra i professionisti più qualificati del settore, esperti a livello mondiale di trapianto e preparazioni corneali, clinici, oculisti e ricercatori nel campo delle patologie oculari. Sono arrivati principalmente dall'Europa e dal Nord America per confrontarsi e scambiarsi conoscenze, ospiti di una delle principali banche degli occhi internazionali. Esprimiamo il maggior numero di trapianti che vengono fatti con tessuti che partono da una singola banca degli occhi. In termini di qualità direi che possiamo vantare ottimi risultati, e in termini di ricerca forse siamo la banca degli occhi che investe di più in ricerca e sviluppo nel panorama europeo.
È la prima volta che temi specifici vengono trattati in un consesso così esteso di esperti internazionali ed è un esperimento destinato a ripetersi. A testimonianza della vocazione internazionale della fondazione che ha sede a Mestre, il responsabile delle relazioni internazionali della Banca degli Occhi del Veneto e anche segretario della Società Europea Banche degli Occhi. Qui in fondazione abbiamo ogni tanto la possibilità anche di fornire tessuti all'estero, soltanto se non ci sono riceventi qui in Italia. Noi siamo una delle più grandi banche in Europa e abbiamo una rete di più di 80 banche. Qui peraltro si utilizza anche l'intelligenza artificiale per riconoscere le cellule dell'endotelio, lo strato posteriore della cornea fondamentale per molti interventi di chirurgia. Nel primo trimestre dell'anno intanto sono già stati effettuati 1261 trapianti di cornea. Nello stesso periodo i donatori sono aumentati del 5%. Le ricerche che stiamo portando avanti qui in fondazione ha permesso di far sì che il chirurgo possa trapiantare solo alcuni strati di membrana di cornea, quindi alcune membrane della cornea, e questo ha ridotto di tantissimo i rigetti nel paziente. Siamo nel torno all'1-2% di fallimenti. Allora, dottor Vidale, responsabile comunicazione e relazioni esterne, quanto importante è la comunicazione, queste relazioni fondamentali? Però io dico che dovremmo essere anche più attenti quando ci sono questi convegni, ecco, farli vedere, far sentire queste voci importantissime con dei numeri certi, non dei numeri confusi, di quella che si è unito tra scienza, ricerca e tecnologia, perché questo è quello che abbiamo sentito, i passi da gigante. Quanto importante è la comunicazione? Prego. La comunicazione è fondamentale perché ci consente innanzitutto di capire e soprattutto di esprimersi a favore della donazione di tessuti oculari. Noi, come le dicevo prima, viviamo grazie al sì di tante persone che in vita esprimono la loro volontà di donare. Il nostro compito, quello in particolare dell'attività di comunicazione che facciamo in fondazione, è quello di dare informazioni chiare, informazioni precise perché una persona possa esprimersi, lo può fare andando a rinnovare la carta d'identità, ad esempio quando rinnova la carta d'identità in comune, e possa esprimersi, che sia un sì o che sia anche un eventuale no, se non lo ritiene opportuno. Abbiamo poi anche un altro compito, è quello di far conoscere il lavoro di Fondazione Banca degli Occhi, perché noi viviamo della fiducia dei cittadini. E quindi siamo impegnati nel territorio, nell'incontro con tante associazioni, in primis l'AIDO, ma poi dialoghiamo molto con i club Rotary, i club Lions, con tante iniziative promosse dai cittadini, perché raccontiamo quello che facciamo e come lo facciamo, perché viviamo della fiducia e cerchiamo ogni giorno di guadagnarci la fiducia dei cittadini. Tante iniziative come la Venice Marathon, con cui partecipiamo con più di 200 runner, corriamo per raccogliere fondi per la ricerca, tante iniziative come il diario scolastico, gli eventi musicali, il nostro periodico, tutte per raccontare chi siamo, cosa facciamo e soprattutto per raccontare il mondo della donazione del trapianto, perché ci sono tante storie, tante famiglie che hanno storie di straordinaria generosità. Però c'è un però, dottoressa Ilaria Zorzi. Io vi ho invitato perché proprio l'altro giorno avevo l'AIDO, ma poi ho tutte le associazioni tutte le mattine, l'AI, l'ASM, tutte quante. Il problema è molto grande, nel senso che nel rinnovo della carta d'identità anche il giovane fa fatica a donare. Allora c'è qualcosa che non torna, tanta comunicazione, nelle scuole soprattutto, però non intrighiamo i ragazzi. E allora io sono dell'idea che qualcosa non va, perché non li rendiamo protagonisti. Perché io quando sento, ad esempio l'AI, l'Associazione Italiana Leucemie, che mi dice: sa Mirella, proprio la scorsa settimana sono venuti 20 ragazzi nel nostro centro e sono diventati tutti donatori.
Allora, non mi tornano i conti. E allora io ai direttori generali tutti ho chiesto, e il professor Gerosa che ho avuto ospite proprio l'altro giorno mi ha detto che ho ragione, di aprire gli ospedali ai ragazzi, ma non agli universitari. Iniziare già dalle medie a portare questi ragazzi a conoscere cos'è l'ospedale, che non è il profumo della strada, è un altro profumo che tu senti. Senti la disperazione, ma vedi anche la gioia che può essere entrando in questi ospedali dove c'è il mondo del volontariato, soprattutto il mondo delle donazioni. Perché non mi tornano i conti, c'è qualcosa che non riusciamo a legare. Lei è giovane e forse capisce la mia preoccupazione, perché tanti anni per carità, non è che non vada bene della lezione in classe, ma dopo bisogna andare oltre, bisogna renderli protagonisti, con l'informazione, ma far toccare con mano quella che è la realtà, perché non è possibile che nel 2025 vige ancora la paura, hanno paura. Non sanno cos'è la donazione, chi me l'ha spiegata bene, dove io posso essere indirizzato, cos'è che mi attira di più. Prego, dottoressa Zorzi. Sono molto d'accordo con questo punto di vista. Di solito abbiamo paura delle cose che non conosciamo e della conoscenza che ci porta a fare scelte consapevoli, è la conoscenza che ci porta anche a condividerle in famiglia. Credo che spesso la difficoltà nel momento del rinnovo della carta d'identità possa essere anche il pensiero: non ho condiviso questi discorsi con la mia famiglia, non mi sento di rispondere immediatamente a questa domanda, e non c'è tanto tempo. Quindi credo che l'investimento nella conoscenza, anche attraverso, come dice lei, l'apertura degli ospedali, possa essere un ottimo investimento per il futuro di questi ragazzi, che poi è il futuro della società. In effetti poi qualcuno mi dice, e qua ho il supporto del professor Gerosa, però sono molto contenta, facciamo già. E lui ha risposto: quando dicono così mi arrabbio anch'io, perché vuol dire che non fai abbastanza, vai oltre. Perché se i numeri sono questi vuol dire che qualcosa non torna, facciamo di più, apriamo queste porte. Ma è così, fatica a fare questa comunicazione con gli addetti ai lavori, di aprire queste porte per cercare di far capire a questi giovani che non devono avere la fortuna solo della famiglia. Io devo avere, come dico prima, quello mi aspetta che è conoscere. Perciò la scuola non è fatta solo di didattica, è fatta anche di altro. Prego. No, certo, bisogna impegnarsi sicuramente di più, su questo non ci piove. Noi le più grandi soddisfazioni ce le abbiamo quando andiamo a parlare nelle scuole e raccontiamo quello che facciamo. Le più grandi soddisfazioni ce le abbiamo quando apriamo la banca, le porte della banca alle scuole, e vengono in visita, vengono a vedere i nostri laboratori, parlano con i nostri colleghi che lavorano sul campo per capire effettivamente cosa si fa. E poi anche credo dobbiamo investire di più sui social, su Facebook, su Instagram, su TikTok, tutti strumenti che i giovani, in particolare TikTok e Instagram, i giovani usano, e magari noi che siamo forse un po' più anziani fatichiamo anche a trovare magari delle forme di comunicazione più dirette. Ecco, ci deve essere impegno probabilmente di tutti noi per dialogare di più con i giovani, perché quando li incontriamo vediamo che c'è una grande sensibilità su questi temi e una grande attenzione su questi temi, sul conoscere, sul sapere e su poi fare la scelta. Anche perché questi giovani, e purtroppo ne vediamo molti, muoiono nelle strade, su incidenti stradali assurdi, perché giocano con la parola morte, non si rendono conto di avere una bomba in mano, che può essere la macchina, l'automobile, oppure quello che esce al mattino e si fa le regole da sé, tanto chi se ne frega del rispetto del prossimo. Questi giovani però che hanno paura di donare, è quello che non riesco a capire, quello che non si riesce a trasmettere a questi ragazzi che hanno una vita in mano meravigliosa se la sanno gestire bene. Dottoressa Zorzi, ecco, questa comunicazione che non arriva perché c'è la paura, ma come fai a avere paura di donare col comportamento che hai tenuto fino all'altro giorno? È questo che non riesco a capire, soprattutto il dialogo in famiglia che non c'è, non esiste, cioè, ci sono questi smart, questi social e basta, il ragazzo non crea più, non si diverte più, ha questa intelligenza artificiale che gli fa trovare l'amico che non esiste, la fidanzatina che non esiste. Avete visto cosa sta arrivando dalla Cina? Qualcuno dovrà pur fermare, perché stiamo veramente passando l'asticella, e loro lo sentono
lo sentono, hanno paura e si chiudono con questi gusci che poi fai fatica ad aprire. Lei è giovane, dobbiamo rivolgerci a loro, dobbiamo, prima che arrivi questo guscio, far capire l'importanza ad esempio della donazione, ma che può succedere da un momento all'altro, quello che non pensi ma a me non capita mai, no, può capitare anche a te, devi essere preparato, devi essere consapevole. Prego. Guardi, penso che il problema sia esattamente questo, cioè quando si hanno 20 anni non si pensa che la morte possa essere dietro l'angolo, un po' perché ci si sente immortali, io me lo ricordo come era a 20 anni e forse in parte capiamo anche certi comportamenti perché vengano messi in atto. Dall'altra parte la nostra società fa fatica anche in famiglia a parlare di quello che succede dopo la vita. Già la parola morte è una parola difficile da discutere e quindi è come se talvolta l'argomento venisse messo da parte per altri momenti più opportuni, più facili, ma non ci rendiamo conto che forse discuterne è il modo migliore anche per esorcizzare la paura che abbiamo, la paura di donare, la paura di quello che non conosciamo, la paura di dover fare delle scelte, perché dalla nostra esperienza a volte emerge quanto sia molto più faticoso dover scegliere per qualcuno che non si è espresso senza averne mai parlato prima. Questo è un ostacolo. Un ostacolo grande. Abbiamo Giusy, vai Giusy. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi illustri ospiti. Buongiorno. Volevo fare una domanda ai tuoi medici. C'è qualche speranza per la maculopatia? Ci sono delle novità? Perché conosco una signora di 70 anni che un occhio non ci vede del tutto e l'altro è con la maculopatia e vi ringrazio. Grazie a te cara Giusy. Chi risponde alla telefonata? Prego dottoressa Rispondo Zorzi. io. Effettivamente la maculopatia è una patologia che la sta facendo da padrona da questo punto di vista e proprio per questo è una patologia su cui si sta lavorando molto, stiamo lavorando anche noi con il nostro dipartimento di ricerca, diciamo, nonostante noi nasciamo più occupandoci di cornea. Non ci sono risposte precise da dare in questo momento, ma la speranza c'è perché la ricerca va avanti e stiamo studiando. Allora noi ringraziamo veramente il dottor Enrico Vidali che lascerà il posto al direttore della Banca degli Occhi Davide Camposampiero, che è seduto qui vicino a noi. Allora andiamo a vedere questo servizio, nuova sede, Banca degli Occhi, facciamo il cambio ospite perché il tempo è tiranno, ma noi andiamo avanti e parleremo con il direttore. Grazie a lei dottor Vidali. Ed ecco vi presento il direttore Davide Camposampiero della Banca degli Occhi. Cosa abbiamo visto, direttore? L'importanza di conoscere quello che c'è nel territorio, ma soprattutto un territorio dove arriva anche arrivano questi medici internazionali, questi scienziati, per capire l'importanza della ricerca e della tecnologia messa assieme. Ecco, cosa si fa all'interno della Banca degli Occhi? Capite e ascoltate bene. Intanto un caro saluto a tutte le telespettatrici
telespettatrici e tutti i telespettatori. Io anche a Diego Ponzina, il Presidente. Presidente, un grande saluto, grazie. Presidente che mi ha preceduto in questo ruolo così delicato, insomma, come direzione di una Banca degli Occhi che effettivamente rappresenta un po' un faro all'interno del panorama, se non altro europeo, delle banche degli occhi. Ora, la nostra banca ha sempre avuto un'impronta piuttosto internazionale. Abbiamo sempre partecipato ai congressi internazionali e proprio quest'anno abbiamo avuto modo anche di riunire attorno a un tavolo i principali esperti delle banche degli occhi a livello europeo, ma anche a livello internazionale, chiamando degli esperti anche dagli Stati Uniti, per fare un po' il punto sulla situazione della selezione delle cornee in una banca degli occhi, che rappresenta, diciamo, la chiave per il successo di qualsiasi trapianto che attualmente si fa con un tessuto oculare. È stata una giornata intensa, molto densa di idee e anche di reciproco aggiornamento alla fine, insomma. E ci siamo confrontati e abbiamo capito che anche nell'ambito delle banche degli occhi è importante procedere insieme, procedere su regole, sulla condivisione di linee guida, cose che comunque già facciamo a livello europeo e che fra 2 anni questa condivisione sarà ancora più forte con l'entrata in vigore di un regolamento, insomma, su tutte le sostanze di origine umana, insomma, che ci stiamo preparando per affrontare e per gestire nella migliore dei modi. Il lavoro in una banca degli occhi, come dicevo prima, è un lavoro molto delicato che ha degli aspetti scientifici molto pregnanti, perché diciamo, dobbiamo dare un'idoneità, dobbiamo dare un giudizio su un tessuto che può essere trapiantato, ma anche ha una forte connotazione anche etica, perché sentiamo la responsabilità del destino di un tessuto che viene donato dai cittadini e come tale noi dobbiamo fare di tutto per valorizzarlo. Ora, nel corso degli anni le tecniche chirurgiche e le tecniche di conservazione delle cornee si sono molto evolute. E questo sicuramente è un punto a favore della maggiore utilizzabilità più possibile dei tessuti, perché cornee che fino a 20 anni fa non potevano essere utilizzate, adesso vengono utilizzate per il trapianto, grazie al fatto che il trapianto è sempre più selettivo, è possibile trapiantare non solo la cornea intera, ma anche una parte di cornea. E di conseguenza in banca ci siamo attrezzati per riuscire a ricavare parti di cornee e portarle al trapianto. Portare al trapianto una cornea, capite, è una soddisfazione per noi, è una soddisfazione per il paziente che risolve un problema grave come quello della vista, e anche una soddisfazione, penso, per chi ha donato, per i familiari che hanno donato, insomma, e che qualche volta vengono anche a trovarci. Vengono proprio i familiari a vedere la struttura, a parlare con le persone, e ci piace molto mantenere questo rapporto con il territorio, che nel corso degli anni ha dimostrato sempre una grande generosità nei confronti di quest'atto di donazione, che appunto è una cosa molto delicata, diciamo, una cosa che deve essere sentita. Direttore, una cosa importante che lei ha detto, l'importanza di fare squadra. Forse la pandemia, nel bene e nel male, ecco, ha fatto capire proprio l'importanza della squadra. Noi, se siamo arrivati ai vaccini, è perché i grandi della Terra, io dico io, sa direttore, avevano paura a FIFA di morire, allora hanno investito. E allora tutti i ricercatori, gli scienziati hanno fatto squadra e non è arrivato un vaccino, ne sono arrivati più di qualcuno, poi che uno ci creda o non ci crede, tutta un'altra storia, però questi sono arrivati e hanno salvato molte vite. Ecco, l'importanza di capire, di fare squadra anche con la ricerca e la scienza, e questo è il problema che veramente avevamo. Il piccolo è bello, ma certe volte invece il piccolo non è per niente bello, anzi ci si chiude. Ecco, l'importanza della squadra con altre realtà internazionali come avete fatto voi, con questi convegni, noi impariamo, loro imparano, ci scambiamo. Quanto importante è, direttore? Guardi, è fondamentale. Nell'ambito delle banche dei tessuti poi usciamo da quello che può essere un interesse anche economico nelle attività.
E di conseguenza c'è davvero un autentico scambio fra colleghi, sia in ambito internazionale ma anche in ambito italiano, perché esistono altre realtà di banche dei tessuti, banche degli occhi in Italia, che sono cresciuti assieme a noi, e i colleghi ormai ci conosciamo da decine d'anni ormai, e abbiamo fatto davvero squadra, nel senso che ci sentiamo, ci confrontiamo nei congressi, ma anche ci sentiamo per una telefonata, così, per risolvere problemi che magari sono di una banca, ma che poi potrebbero diventare problemi comuni, e c'è sempre stato quest'ottimo rapporto con i colleghi delle banche di estrema condivisione. E, un po' è il lavoro che facciamo che ci rende aperti. E un po' è anche la voglia di mettersi al servizio e aiutare il prossimo. Non dimentichiamo che poi tutta la rete trapianti si basa sulla condivisione, quindi c'è una condivisione massima a livello regionale, a livello locale proprio, perché le cornee arrivano grazie a una rete organizzata su base regionale che funziona per dare la possibilità ai cittadini di donare le cornee dei propri cari, donare i tessuti dei propri cari, e questa penso sia la massima espressione di squadra per arrivare a un fine comune, insomma, a un risultato che aiuti i cittadini che ne hanno bisogno. Allora, ci sono le liste d'attesa anche in questa importante situazione di queste persone che hanno bisogno di una nuova cornea, e soprattutto, direttore, come vede lei queste guerre? Voi cercate di salvare la vita, cercate di dare il massimo, e poi vediamo, ad esempio sul fine vita, no, non sei tu che devi decidere, però quando scoppia la guerra qualcuno decide che tu devi morire, soprattutto queste bombe, questi missili che cadono negli ospedali, che colpiscono le fragilità, che non possono difendersi. Ecco, voi che cercate invece di andare avanti, questa ricerca che in Italia fa fatica a decolare, sempre tagli, tagli, tagli. Ecco, come la vede la situazione lei, direttore, che tocca tutti i giorni con mano quella che potrebbe essere una realtà veramente molto più grande, molto più di aiuto? Sì, in effetti qui davvero entrano in gioco caratteristiche della natura umana, dico io, che purtroppo siamo esseri razionali, siamo scienziati, siamo però purtroppo di fronte a certi meccanismi comportamentali, certe attitudini dell'uomo, cioè l'uomo resta comunque sempre purtroppo anche un animale, certo. mi conceda il termine, no? Perfetto. Siamo mammiferi, di conseguenza siamo ancora dominati molto dagli istinti, e spesso non si riesce a fare un salto più avanti e cercare di mettere da parte diciamo, certi preconcetti, certe idee, certi interessi anche purtroppo. Io penso che l'ambito dell'aiuto nella sanità sia ancora un ambito ancora sano e che ci consente di esprimere le parti migliori, insomma. Poi sugli aspetti così globali purtroppo dobbiamo fare i conti con situazioni che delle volte facciamo anche fatica a capire, fatica ad accettare, ma insomma noi tendenzialmente guardiamo il positivo, dobbiamo guardare il positivo, e anche perché se non lo facessimo, considerando appunto il nostro ruolo così di ponte, come diceva il collega Enrico Vidale, di ponte tra una realtà e l'altra, noi guardiamo sempre l'altra sponta. Mi sembra che vicino a lei ci sia una giovane donna, ecco, positiva, ottimista, ma lo sai che gli studenti sono tutti ottimisti? Ecco, l'ultima che ho avuto, questa studentessa mi ha detto una cosa bellissima, la dottoressa Zorni, mi ha detto: Mirella, vedrai che prima o dopo il futuro ce l'avremo in mano noi.
bisogna aspettare un pochino alla volta, un passo alla volta, ma ce la faremo. Penso che sia una dimostrazione di quanto questo mondo giovane, tanto è vero che io darei il voto ai sedicenni per cambiare le cose, qualcuno lo fa già, noi forse hanno paura di questo. Io ho molta fiducia nei giovani, per me sono molto bravi, preparati, hanno una sensibilità che va oltre, tanto è vero che poi si chiudono perché non sono ascoltati. Cosa dice, dottoressa, sentendo anche le parole del direttore che abbiamo appena sentito, Campo Sampiero? Loro sono la nostra speranza, sono la speranza che abbiamo. E come diceva prima il collega Vidale, noi abbiamo grande soddisfazione quando vengono da noi, magari stanno una settimana, 2 settimane, entrano senza conoscere nulla del nostro mondo, escono e sono loro che danno una speranza a noi. Quindi devo dire che per fortuna che ci sono. Allora andiamo a vedere questo convegno internazionale, forse dovremmo spedirlo ai grandi della terra, guardate, ascoltate, sentite, aprite le orecchie, ecco perché veramente avete fatto una cosa veramente importantissima, complimenti, andiamo a sentire. Quella seduta all'auditorium del padiglione Rama di Mestre non è una platea qualunque. Alla Banca degli Occhi del Veneto sono arrivati un centinaio tra i professionisti più qualificati del settore, esperti a livello mondiale di trapianto e preparazioni corneali, clinici, oculisti e ricercatori nel campo delle patologie oculari. Sono arrivati principalmente dall'Europa e dal Nord America per confrontarsi e scambiarsi conoscenze, ospiti di una delle principali banche degli occhi internazionali. Esprimiamo il maggior numero di trapianti che vengono fatti con tessuti che partono da una singola banca degli occhi. In termini di qualità direi che possiamo vantare ottimi risultati e in termini di ricerca forse siamo la banca degli occhi che investe di più in ricerca e sviluppo nel panorama europeo. È la prima volta che temi specifici vengono trattati in un consesso così esteso di esperti internazionali ed è un esperimento destinato a ripetersi. A testimonianza della vocazione internazionale della fondazione che ha sede a Mestre, il responsabile delle relazioni internazionali della Banca degli Occhi del Veneto e anche segretario della società europea Banche degli Occhi. Qui in fondazione abbiamo ogni tanto la possibilità anche di fornire i tessuti all'estero, soltanto se non ci sono riceventi qui in Italia. Noi siamo una delle più grandi banche in Europa e abbiamo una rete di più di 80 banche. Qui peraltro si utilizza anche l'intelligenza artificiale per riconoscere le cellule dell'endotelio, lo strato posteriore della cornea, fondamentale per molti interventi di chirurgia. Nel primo trimestre dell'anno, intanto, sono già stati effettuati 1261 trapianti di cornea. Nello stesso periodo i donatori sono aumentati del 5%. Le ricerche che stiamo portando avanti qui in fondazione ha permesso di far sì che il chirurgo possa trapiantare solo alcuni strati di membrana di cornea, quindi alcune membrane della cornea e questo ha ridotto di tantissimo i rigetti nel paziente. Siamo nel torno all'1-2% di fallimenti. Allora, questo convegno internazionale, direttore, che fa capire l'importanza, ma l'importanza di vedere i giovani, ecco, il convegno e i giovani, il convegno e gli studenti, le scuole, partecipare, intrigarli per capire che forse quel passo avanti che loro chiedono, forse anche voi dovete farlo, ecco, cercando di intrigarli anche con questi convegni che sono veramente anche quello che vedono, loro sono molto intrigati da queste cose, io lo so, glielo dico con certezza. Ecco, cosa vuole dire questa Banca degli Occhi, questi convegni ai giovani? Abbiamo visto molti giovani che lavorano con voi, da voi. Prego, direttore. Guardi, siamo un'organizzazione giovane. E io penso di essere uno tra i più vecchi ormai. Ormai tutti i colleghi sono in una fascia di età, hanno cominciato a lavorare proprio in Banca degli Occhi, magari dopo il diploma, dopo la laurea, e poi sono cresciuti come esperienza lavorativa e anche come esperienza umana all'interno del gruppo, non solo del laboratorio, ma anche del gruppo di tutte le altre aree di fondazione. E, i giovani sicuramente hanno idee, hanno entusiasmo, hanno bisogno di essere un po' indirizzati, come tutte le cose che crescono, insomma. Noi in qualche modo, lo vedo anche con gli studenti che vengono in alternanza scuola-lavoro, facciamo vivere un'esperienza che è un'esperienza, il primo approccio, diciamo, al mondo del lavoro, è un'esperienza anche di condivisione con
con il personale del laboratorio e della banca in generale, per cui questi ragazzi condividono 2 settimane con noi, si affacciano in una realtà lavorativa che è molto particolare, immagini, perché non sono molte le banche degli occhi sul territorio. E si appassionano spesso perché abbiamo anche forgiato, mi auguro, qualche futuro medico, anche qualche futuro biologo, perché toccando con mano, anche se per motivi ovvi non possono operare direttamente, però loro ci affiancano, fanno delle attività semplici, ma comunque vivono un'esperienza in laboratorio che è un'esperienza formativa, sicuramente dal punto di vista umano, dal punto di vista delle conoscenze e anche di ispirazione, anche per il futuro, almeno così ci auguriamo. Noi siamo sempre contenti di lavorare assieme ai giovani, perché appunto i giovani rappresentano il futuro, rappresentano le nuove idee e che ci stimolano proprio ad andare avanti, insomma. Altrimenti a una certa età dopo magari uno tenderebbe a fossilizzarsi. Con loro non c'è questo problema, anzi. Guardi, io ho avuto un ricercatore giovanissimo, 22 anni, che ha scoperto la stella variabile, dottoressa Zorzi. E ha detto una cosa bellissima. Ha detto: guardi Mirella, se io fossi stato a scuola o anche andando in internet, io non avrei mai scoperto la stella variabile. L'ho scoperto quando sono andata dentro in questo centro che mi ha appassionato, che mi ha fatto vedere un qualcosa che veramente era dentro di me, non riuscivo a capire. Sicuramente a scuola non l'avrei mai scoperta questa stella variabile. Ecco, cosa vuole dire questo ragazzo? Ha ragione, dottoressa Zorzi, ecco, essere intrigati su quello che veramente a scuola non riesci a vedere, non riesci a capire. Prego. Probabilmente a volte noi ci dimentichiamo delle genialità, le trascuriamo perché sono gli estremi, no? Della mente umana, e queste genialità, queste spinte così potenti vengono accolte in centri molto avanzati, molto evoluti, e lì trovano la loro dimensione, dove riescono poi a esprimere al massimo le loro potenzialità. Quindi immagino che sentirsi così realizzato in un posto che ha accolto la sua spinta alla scoperta e che l'ha portato a scoprire una cosa così meravigliosa debba essere stato motivo di grande soddisfazione personale, tanto più un ragazzo così giovane. Ecco, fa piacere anche che abbia capito la potenzialità che abbiamo di questi giovani, la creatività che hanno dentro, ce l'hanno nel DNA, ma non bisogna lasciarli soli, bisogna accompagnarli, da solo non ce la faranno mai. Allora andiamo a vedere questo video, foto Banca Occhi, andiamo a vedere e lo commentiamo col direttore. Qui stiamo vedendo delle foto, direttore, qui dove siamo, cosa stiamo vedendo? Prego. Siamo entrati in laboratorio, qui come potete vedere lì abbiamo una cornea conservata in un liquido particolare. Noi conserviamo le cornee a 31 gradi sopra lo zero. È un concetto magari un po' contro il sentire comune, insomma. Eppure questa è la temperatura a cui la cornea vive normalmente, e quindi la mettiamo nelle condizioni migliori per poter essere conservata in banca degli occhi. Qui appunto vedete una fase della selezione proprio della cornea. Quel dischetto di plastica rappresenta un galleggiante che aiuta la cornea a galleggiare all'interno del liquido, a stare in posizione verticale. E tutte le operazioni vengono fatte all'interno di cappa e flusso laminare. Ecco, questo è interessante perché ci fa vedere il momento cruciale proprio della selezione della cornea. La cornea è contenuta all'interno di quel contenitore trasparente, che è una capsula di Petri sterile, è in un ambiente sterile la cornea, e la biologa che vedete sta valutando la cornea per capire se è idonea o no al trapianto. Ora, la fortuna di avere un tessuto trasparente ci consente di valutare la cornea in tutti i suoi strati e di capire se può essere trapiantato o no. Noi utilizziamo le più svariate tecniche, spesso abbiamo anche mutuato dall'oculistica certi strumenti, perché anticipiamo la preparazione di alcuni tessuti, la anticipiamo in laboratorio. Il chirurgo
ci affida il compito di preparare fino a un certo punto il tessuto che noi poi gli consegniamo e che lui trapianterà con più tranquillità, perché si trova già un po' del lavoro fatto. Spesso anche è il lavoro, diciamo, più a rischio di fallimento, per cui se queste lavorazioni, che sono molto delicate, dovessero andare male in sala operatoria, il chirurgo non ha una cornea di scorta. Noi invece abbiamo la fortuna di avere gli incubatori che contengono le cornee, e quindi se qualcosa dovesse andare male in queste preparazioni abbiamo subito una cornea di scorta, quindi abbiamo anche una rete di salvataggio, insomma, che ci consente di comunque garantire il trapianto di cornea nel migliore dei modi che riusciamo a esprimere, insomma. Io veramente ringrazio il direttore Davide Camposampieri, direttore della Banca degli Occhi, per aver fatto capire l'importanza di questo centro, di questa eccellenza che abbiamo qui a 2 passi da casa. Veramente grazie. Grazie veramente anche alla dottoressa Ilaria Zorzi, direttrice medicina delle donazioni, grazie. E ringrazio anche il dottore Enrico Vidale, responsabile comunicazioni e relazioni esterne, di essere stato qui con noi per spiegare questa meraviglia che abbiamo, soprattutto di capire, di non perdere la speranza. Ecco, tanti non conoscono, io spero con questa trasmissione di portare a casa anche della speranza molto importante, perché io penso che la vista sia una cosa veramente fondamentale, e voi avete capito l'importanza di investire anche con la ricerca in questa meraviglia che è la nostra vista, i nostri occhi, e grazie alla Banca degli Occhi. Grazie ai miei ospiti, veramente grazie. Adesso andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. Bentornati con noi anche oggi, insieme a questo risottino che verrà fatto con la salamella e le patate. Praticamente il risotto alla salsiccia che troviamo normalmente dalle nostre parti, che è chiamata salamella. Allora, iniziamo con il preparare la salamella, la tagliamo a dadini, a rondelle. Se risulta troppo morbida, un piccolo trucchetto è quello di metterla 10 minuti in congelatore, allora lei si indurisce e potrete tagliarla senza romperla. Dopodiché prenderemo la nostra mezza cipollina classica, andiamo a tritarla leggermente fine per preparare il fondo del risotto. Ecco qui. E ci prepariamo già anche le nostre patatine, come potete vedere, tagliate a dadini, che ci serviranno per aggiungere al risotto quando questi sarà quasi pronto. Prendiamo la nostra padella, io vi ripeto nuovamente che la padella la usiamo per scopi televisivi in modo che riusciamo a farvi vedere meglio cosa succede, ma normalmente il risotto si fa in una casseruola. Ed andiamo a rosolare leggermente la cipolla con il burro e anche con una piccolissima aggiunta di olio. Quando la cipolla sarà rosolata aggiungeremo la nostra salamella. La cipolla è rosolata. A questo punto ci aggiungiamo la salamella, la quale, sciogliendo il grasso che ha, insaporirà ben bene il fondo. La lasciamo rosolare un minutino, dopodiché aggiungeremo il nostro riso. Aggiungiamo il riso. Lo lasciamo tostare un attimino in modo che assorba tutto il grasso che la salamella ha mollato, e quando il riso sarà ben caldo lo bagneremo con un bel goccio di vino rosso e poi proseguiremo cottura con il nostro brodo che abbiamo preparato in precedenza. Vedete che bel colore sta prendendo?
Ecco, mancano 2 minuti alla chiusura del risotto, perciò noi ora andiamo ad aggiungere le nostre patate. Sentite che profumo divino che sale da questo risotto. C'è il nostro carissimo operatore che sta quasi per svenire. Aggiungiamo la nostra noce di burro, un po' di parmigiano, diamo una prima mantecatina. Se vediamo che risulta troppo denso, allunghiamo con un altro pochino di brodo. Ecco qui. Proviamo ad assaggiare. Io direi che ci manca un pizzichino di sale e un pochino di pepe. Poco. Ci mettiamo ancora un pizzico di parmigiano, non fa mai male. Mantechiamo il tutto e portiamo in tavola. Ecco. Un po' di prezzemolino, 2 belle scaglie di parmigiano ed ecco a voi un piatto della classica tradizione veneta. Perché l'autentica ricetta dei risi e salsiccia era una minestra in brodo alla quale la salsiccia aveva trasferito tutto il suo sapore. Ma già 60 anni fa il Mafioli diceva che le minestre fluide avevano già da molto tempo lasciato il posto ai risotti all'onda, cioè praticamente molto morbidi, quelli che oggi come oggi abbiamo nei nostri ristoranti.